Bentrovati, bentrovati, una nuova puntata di Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, gli ospiti, i collegamenti con la polizia locale e anche la situazione meteo che purtroppo non promette granché di buono per quanto riguarda questo weekend. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, subito sotto la testata Stati generali della natalità, Meloni attacca l'utero in affitto e poi le amministrative, 6 milioni di cittadini al voto, prima sfida tra le due leader. Il piano di pace di Zelensky al Quirinale in Vaticano, la giornata di Zelensky a Roma pianificata nei minimi dettagli, soprattutto la visita in Vaticano. Poi il report e le storie di chi ha lasciato il pubblico, noi medici sotto stress, siamo tentati dall'addio, l'indagine sulle condizioni di lavoro in ospedale, più di 1 su 2 ha pensato di dimettersi. Dai park agli hotel, il centro fa i conti con turisti cresciuti del 48%, il comune sfratta l'edera dall'impianto di San Giovanni, lutto, morto a 91 anni Bruno Rossi, anima del circolo Sommozzatori. Scienza in orbita, radiotrasmettitori e antenne targati Picosats. Poi l'inedita lettera di Italo Svevo all'università, caro rettore, l'incipit della lettera ritrovata del documento ritrovato ieri. Andiamo anche alle pagine interne del quotidiano Il Piccolo. Zelensky da Papa Francesco per la pace, la mediazione vaticana piace a Mattarella. Il presidente ucraino incontrerà anche la premier italiana, parleranno di forniture militari e non è escluso che Kiev torni a chiedere i caccia. Washington non crede a soluzioni senza l'invio di armi. Bisogna essere nella condizione migliore sul campo per essere forti ai negoziati. Il pontefice, dice Don Stefano Caprio, potrebbe chiedere a Kiev di non far scattare la controffensiva. Bakhmut, battaglia infinita, le forze ucraine avanzano di 2 chilometri, russi in fuga, il capo della Wagner invita Shoigu al fronte. Francesco, accogliamo figli e migranti, il pontefice mai contrapporre la natalità all'accoglienza, Meloni attacca la maternità surrogata, l'utero non si affitta. Il pontefice, mettere al mondo dei figli viene percepito come un'impresa a carico delle famiglie, questo condiziona le giovani generazioni. Da Premier non sia un tabù dire che la natalità non è in vendita, che l'utero non si affitta, i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere. La Premier in bianco buca il protocollo, il pontefice dice ci siamo vestiti uguali, l'abbigliamento candido spetta solo alle sovrane cattoliche. Il patto arcobaleno a Torino, 300 sindaci al fianco delle famiglie omogenitoriali, non è una battaglia di un partito ma di un paese. La sfida degli ingressi legali per mettere fine alla piaga delle morti della speranza. Caritas Sant'Egidio in pressing per estendere la formula dei corridoi umanitari, la testimonianza di Hafsa arrivata dal Mozambico grazie a un progetto di studio. Ad Ania, Afia e le altre donne sfuggite a stupri e violenze e salvate nel Mediterraneo. Poi la polemica da parte di Laura Famulari, incomprensibile il no della Giunta di Piazza alla concessione del patrocinio e alla coorganizzazione del Festival Sabir, una manifestazione che ha una storia di assoluta serietà e spessore culturale. Così la vicepresidente del Consiglio Comunale di Trieste Famulari, una scelta grave vista la caratura del festival e la sua valenza culturale prima ancora che sociale. Amministrative, 6 milioni alle urne, la prima sfida tra le due donne leader, il centrodestra punta a imporsi a Brescia, Ancona e Catania, il centrosinistra tenta di riconquistare l'ex roccaforti toscane perdute, l'Italia al voto, il comune più vicino al voto è quello di Treviso, poi quello di Vicenza, poi si va in Lombardia. Sex toys e fughe d'amore con i soldi pubblici, in manette l'ex capogruppo Dem in Emilia, il consigliere Marco Monari condannato a 4 anni e 5 mesi con l'accusa
di peculato. I rimborsi, l'accusa contro Monari era di aver chiesto rimborsi per 940.000 euro, tra cui cene galanti e hotel di lusso. La Corte dei Conti lo condanna a risarcire 518.000 euro alla Regione Emilia-Romagna. La Cassazione 3 giorni fa ha confermato la condanna a 4 anni e 5 mesi, dove l'ammanco è stato ridimensionato a 23.400 euro. Un biscione sulla RAI, continuano le grandi manovre a Viale Mazzini, i grillini negano un accordo giallo-nero e chiedono maggiori garanzie. A sinistra i volti che dovrebbero apparire nei nuovi palinsesti RAI, tra cui Pino Insegno, a destra Fabio Fazio che lascia l'azienda pubblica e starebbe trattando con Discovery. La Regione investe sulla chimica e pensa agli universitari fuori sede. Ha approvato l'accordo con Bracco per il polo industriale di Tor Viscosa, per gli studenti 1.008 posti letto. Andiamo ancora avanti con le scelte dei medici che insomma, considerano l'ipotesi di lasciare il pubblico. Con il passaggio da USL aziende noi siamo diventati solo dei numeri. Montalbano ex Asugi ora opera a chiamata, metto paletti per difendere la mia salute. Stress cronico e turni massacranti, un medico su 2 tentato dall'addio. L'indagine sulle condizioni dei sanitari che lavorano in corsia. Il 37% è in burnout, sindrome che porta alla depressione, insomma una situazione di stanchezza ormai cronica per i turni massacranti. Il pubblico spreme le persone senza valorizzarsi, c'è troppa politica. Sallusti, anestesista, è passato alla Salus. Del privato non si lavora meno ma meglio. L'indagine sulle condizioni di lavoro in corsia in Friuli Venezia Giulia, il tema della fatica, il 37% dei medici internisti riferisce di essere in burnout, il 55% dichiara di aver pensato di licenziarsi nell'ultimo anno, l'82% afferma di lavorare troppo e di essere sfinito a fine turno, il 55% teme che il lavoro possa con il tempo indurlo emotivamente, quindi insomma una situazione certo non positiva. Alla situazione ha contribuito la pandemia con un sovraccarico di lavoro accentuato dalla carenza di personale. In un contesto simile aumentano gli errori, il 36% dei camici bianchi in crisi ne ha commesso almeno uno nell'ultimo anno. Certo non un panorama rincuorante. L'impegno degli alpini, tolleranza zero in caso di molestie, a Udine la 94esima durata. E va detto insomma che domani, già a partire dalle 7:30, Tele4 vi offrirà in diretta tutta la sfilata, tutto quello che succederà prima e dopo. Andiamo a vedere il servizio del nostro Gianluca Paladin sull'apertura del villaggio degli alpini a Udine. Questa è una cittadella che ormai da parecchi anni facciamo assieme Associazione Nazionale Alpini e Alpini in Armi, quindi Comando Truppe Alpine, per mostrare ai cittadini sia la parte, la componente militare, quindi con le tecnologie nuove, ma anche la sinergia che c'è con la parte degli alpini in congedo dell'Associazione Nazionale Alpini sul settore soprattutto della protezione civile e della sanità alpina. Questo è veramente l'elemento importante, fondamentale e che già da anni nelle emergenze che sono capitate sia in Italia che all'estero hanno dimostrato una grandissima efficacia. Inaugurazione della cittadella degli alpini nel Parco Moretti a Udine con le dotazioni delle penne in armi, una parte storica e una dedicata alla sanità e alla protezione civile alpina. È la seconda giornata della 94esima adunata degli alpini a Udine, iniziata con l'alzabandiere in Piazza Libertà. Clima di festa nel capoluogo friulano con le persone che continuano ad arrivare in massa in città mano a mano che ci si avvicina alla giornata finale di domenica 14 maggio. Tele4 trasmetterà in diretta da Udine già dalle 7:30 del mattino. Alle 9 inizierà la sfilata delle penne nere. Abbiamo tutto esaurito dall'ultimo agroturismo della Carnia fino a Grado. È una grande occasione perché oltre alla festa di oltre 400.000 persone avremo un indotto di oltre 100 milioni di euro e quindi una festa, un'occasione di crescita e poi il risaldamento di una fratellanza tra le forze armate che hanno difeso i nostri territori e che sono sempre importanti nelle calamità naturali. Quindi benvenuti alpini.
Bene, proseguiamo. Alleanza senza confini per il turismo culturale nel nome di Tartini, Trieste e Pirano nel nuovo progetto Interreg. Invece si allarga l'acquario di Pola, che diventa extra large dopo il restyling. Pesci, una delle vasche dell'acquario di Verudella Pola, le vediamo, 2500 metri quadrati in più. Marcia bis in Serbia contro la violenza, migliaia in strada per contrastare Vučić e chiedere le dimissioni del governo, bloccato per 2 ore il ponte autostradale, scongiurati gli scontri con la polizia evocati alla vigilia della protesta. Andiamo ancora avanti, università. Così ho studiato gli alberi di Trieste che vivono in parchi e giardini pubblici. Il laureato Bagnolini di Faenza ha concluso la magistrale in ecologia dei cambiamenti globali, occupandosi del verde urbano. La triestina Picosat nello spazio con radio e antenne per i satelliti. A ottobre la missione che porta in orbita gli strumenti creati dall'azienda di Area Science Park, spin-off dell'università. Le sofisticate apparecchiature saliranno a bordo del veicolo di trasferimento orbitale Ion Satellite Carrier. Quello dei sistemi miniaturizzati ad alta frequenza per l'orbita bassa è un mercato in rapida espansione, spiega Anna Gregorio. Eva OGS studia il fitoplancton e come riesce a trasformarsi, una delle altre ricercatrici che lavorano a Trieste. Al microscopio l'intelligenza artificiale è ormai indispensabile nella medicina per radiologia e database. Andiamo ancora avanti, veniamo alle cronache non strane. La Trieste 1, dai posti letto ai parchi il centro fa i conti con il 48% di turisti in più. Enti pubblici e categoria confronto per gestire la crescita record di presenze. Bini, la città fa da traino alla regione, ora bisogna aumentare la ricettività. È partito l'effetto moltiplicatore, dice l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, non solo hotel 4 stelle, ha osservato il presidente di Federalberghi che dice di rendere l'offerta alberghiera più variegata. Visitatori raddoppiati a Miramare, dice la direttrice del Museo e Parco Andreina Contessa. L'imprenditrice CVDIN, per parcheggi, guide difficili da trovare, collegamenti sono i problemi da risolvere. Rossi, obiettivo Museo del Mare, entro 4 anni attirerà 500.000 visitatori ogni 12 mesi. Allora andiamo a vedere il servizio invece proprio sulla questione parcheggi dei crocieristi davanti al Pedocin che ha realizzato ieri il nostro Bernardo Gulotta, affrontando un caso di specie proprio conseguente al turismo e la sua soluzione. Ad oggi il parcheggio di fronte al Pedocin è destinato ad esclusiva area di sosta per i veicoli dei crocieristi. Chi arriva e si imbarca a Trieste può prenotare attraverso il sito della Trieste Terminal Passeggeri il proprio posto auto in una delle aree di sosta disponibili, fra cui anche l'area fra la Lanterna e l'Acqua Marina. I prezzi, come riporta il sito internet, oscillano dai 115 ai 165 euro in una forbice temporale fra i 4 e i 9 giorni di sosta. La stessa TTP all'interno del proprio sito internet fornisce le indicazioni per raggiungere l'area, guidando gli utenti dall'uscita dell'autostrada. Questo preclude al momento la possibilità ai cittadini e in particolare ai frequentatori del Pedocin di poter trovare un parcheggio nei pressi dello stabilimento. Parcheggi, ricordiamolo, che sono a pagamento. Una dinamica che, se durante i giorni di pioggia può essere superflua, quando arriverà il caldo sarà d'ostacolo ai bagnanti chiamati a cercare uno stallo altrove. Il comune, del canto suo, non essendo titolare di quell'area, può svolgere un ruolo di facilitatore nei confronti dei bagnanti, tenendo presenti però anche le esigenze del comparto crocieristico. Ecco dunque che arriva la disponibilità a poter utilizzare il parcheggio di Via Carli. Faremo così per risolvere il problema dei crocieristi. Stiamo disponendo gli atti che sono praticamente già pronti per dare la possibilità a TTP, che ha necessità di avere dei parcheggi ulteriori per i crocieristi, di poter fare utilizzo dei parcheggi all'interno del parcheggio comunale all'interno di Via Carli, in modo tale che quindi ci sia un appoggio lì per i crocieristi e conseguentemente non chiudere quell'area e di lasciarla in concessione, cioè libera a pagamento ovviamente, com'è di fatto per gli utenti del Pedocin. A partire da quando si riuscirà a spostare questo travaso? Io spero a stretto giro, nel senso che ci stiamo già lavorando da alcune settimane, avevamo già sentito più volte
dottor Mariani di TTP, c'era da stabilire ovviamente la parte economica di tariffa e quindi fare i ragionamenti con la ragioneria, ma io penso che in un paio di settimane abbiamo risolto anche questo problema. Allora, proseguiamo con la rassegna stampa. Tallero, battesimo pop tra uniformi reali e costumi della tradizione asburgica. Oggi messa da requiem alla Beata Vergine del Rosario e il concerto a Rossetti. Domani la sfilata coreografica nel nome di Maria Teresa. Appuntamento domani tra le 10 e le 10:30 in piazza Ponte Rosso, sperando insomma che le previsioni meteo diano una tregua. Offerte speciali Trenitalia a chi si muove in treno per le crociere della costa, arrivate intanto 190 candidature per partecipare al reclutamento di 51 profili nel personale viaggiante della compagnia genovese. Decolla il distretto del commercio, le priorità Roiano e San Giacomo, il progetto pilota con l'adesione di Comune, Camera di Commercio, Università, Ures e Confcommercio, un investimento di 1 milione tra banda larga, innovazione, arredo urbano, zone pedonali e bike sharing. Cari attrezzi per i camper nel park di Viale Miramare intralciavano il film, lo sgombero forzato ieri pomeriggio. Cabinovia e aree della Comunella, l'opposizione è giunta arrogante, si scatena il dibattito sulle ipotesi di cambiamento di destinazione degli usi civici per i terreni sui quali dovrebbe passare l'impianto. La maggioranza è iter fondamentale per un'opera di interesse pubblico. L'Edera sfrattata da San Giovanni dal 30 giugno, lo storico sodalizio dovrà lasciare l'impianto di hockey e pattinaggio. La SD, ritenuta inadempiente del Comune, rispetto ai termini della concessione ribatte, non è escluso un ricorso. Statua della Madonna abbandonata, domani la benedizione del Vescovo, completato il restauro della scultura trovato un mese fa per strada, sarà consacrato nella chiesa di Servola da Monsignor Trevisi. Poi c'è la vicenda del cigno decapitato con la taglia sulla testa dell'autore, per così dire, ce ne siamo occupati ieri nel nostro telegiornale. Una taglia sulla testa di chi ha decapitato il cigno di Grignano. Chiunque fornirà indicazioni utili all'individuazione del responsabile del gesto agli uffici del Corpo Forestale di Trieste o Picina, i cui contatti si trovano online, sarà ricompensato dal partito animalista con un assegno da 250 euro. L'iniziativa provocatoria è stata lanciata dal coordinatore regionale Fabio Rabac. Ma la nostra prima azione è stata di metterci d'accordo con il partito animalista italiano, con il nostro presidente Cristiano Ceriello, per fare una denuncia. Abbiamo fatto questa denuncia alla Procura di Trieste e abbiamo messo anche una taglia, ma questa taglia più che altro è un atto provocatorio per aiutare e istigare qualcuno a dire qualcosa in più se sa. L'animale è stato trovato sullo squero del porticciolo di Grignano la mattina di martedì 9 maggio. A fare la macabra scoperta alcuni diportisti della società nautica di Grignano. Poco distante una chiazza di sangue nel punto in cui presumibilmente gli è stata mozzata la testa. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'area marina protetta di Miramare e il servizio veterinario di Asugi per la rimozione dell'animale. Dalle analisi della carcassa è emerso in modo evidente che non si è potuto trattare di un incidente né della conseguenza dell'impatto con un'elica. È stato un gesto deliberato. Ripeto, è un atto provocatorio, poi se viene fuori qualcuno e ci dirà qualcosa in più che potrebbe aiutare le indagini per venirne fuori a galla questo atto orribile che è successo. Ora chiunque fornisca elementi utili a risalire al responsabile del fatto sarà ricompensato dal partito animalista, che si è schierato in prima linea con la denuncia in procura di fronte all'orribile gesto per cui la legge prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni, come recita l'articolo 544 bis del Codice Penale relativo all'uccisione di animali per crudeltà e senza motivo. Allora, andiamo a vedere ancora le pagine del quotidiano Il Piccolo. Addio a Bruno Rossi, per decenni maestro dei sub triestini. Si è spento a 91 anni il fondatore del Circolo Sommozzatori, un'intera vita dedicata al mare e alla didattica degli istruttori. Ancora in fuga invece l'accoltellatore di Cavana. Anche qui vediamo il nostro servizio di Gianluca Paradin, che ieri è andato a vedere in zona a parlare con i negozianti di piazza Cavana.
La polizia si è fermata qui con la macchina perché non entra con la macchina nei vicoli ed è andata a vedere nei vicoletti le immagini delle fototelecamere, insomma. È caccia all'uomo che l'altra sera ha accoltellato il 29enne iracheno nei pressi di Piazza Cavana. L'episodio è avvenuto in questo vicolo tra il Compro Oro e il bar della piazza. Ancora visibili le macchie di sangue a terra. La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha sequestrato il coltello utilizzato dall'aggressore, ancora a piede libero. L'arma è stata abbandonata a terra dopo l'accoltellamento. La vittima, ricoverata all'ospedale di Cattinara, non è in pericolo di vita. Spaccio di droga, ubriachezza, un litigio scoppiato per futili motivi. Cosa ha provocato l'ennesima violenza in città? Tutte le piste delle forze dell'ordine rimangono aperte. Ora però la polizia ha le immagini di videosorveglianza della zona. Proprio ieri, il giorno dopo l'aggressione, come raccontatoci dal titolare del Compro Oro di Piazza Cavana, una volante della polizia è tornata sul posto, ha parcheggiato l'auto e 2 agenti sono entrati nel vicolo dove si è consumata l'aggressione. Così mi mostra anche quelli del bar forse erano già chiusi e la polizia loro sono venuti giù di qua. Okay. Quindi vede là c'è quella famosa, quell'arco coperto e dopo qua ci sono attività, ma se è successo di notte sono chiusi. Le forze dell'ordine hanno requisito le immagini di videosorveglianza del centro estetico. Queste telecamere hanno quasi sicuramente immortalato la scena e possono fornire indizi decisivi alla polizia per rintracciare l'aggressore e forse venire a capo dei motivi della lite scoppiata tra i due. Da quanto appreso dopo l'episodio di violenza, l'aggressore si è dato alla fuga tra le strette vie di Cittavecchia. Sono stati i cittadini, testimoni oculari dell'episodio di mercoledì sera, ad avvisare le forze dell'ordine di quanto successo e a chiamare il 118 per soccorrere il 29enne ferito. Proseguiamo con la rassegna stampa. Dallo Smart Bus a Mi Assumo, così parole ostili parla ai giovani. Il festival in agenda il 26 e il 27 maggio al Molo Quarto vivrà fin da lunedì 3 prologhi dedicati a scuole e nuove generazioni. La prima tappa a Ponte Rosso con l'arrivo del mezzo high-tech, si discuterà di cyber security. Il secondo atto in Piazzale Rosmini, mercoledì 24, si rivolgerà ai genitori e agli insegnanti. Il terzo round venerdì tra figure social conosciute dai ragazzi e la nuova piattaforma sul mondo del lavoro. Il piano antiodio ispira lo strumento per scoprire e sviluppare i talenti. Il prodotto digitale di orientamento scolastico sarà fra i protagonisti. Non aiuta solo a redigere un curriculum, è un'eccellente opzione didattica. E poi ancora il Muggia, il caso scoppiato l'altra sera in Consiglio Comunale. Il centrodestra se ne va dall'aula, salta il dibattito sulle mozioni. A Muggia la sfida a colpi di uscite dalla sala, la maggioranza ha dato forfait in risposta alla serie di assenze dell'opposizione al momento del voto sulle delibere. Il sindaco Polidori dice: abbiamo voluto far capire ai colleghi che il loro comportamento è irrispettoso. Bussani, triste ostentazione di potere, forse non volevano discutere argomenti scomodi. Sergio Filippi, che rappresenta anche il comitato Noghere, la minoranza non impedisce l'ok agli atti, loro stoppano temi di interesse cittadino. Dai grammofoni e il ferro battuto, il piccolo mondo antico in vetrina, torna l'ora della Corte dei Miracoli, domani alle 8 del mattino fino al tramonto fra Piazza della Repubblica e via Roma a Muggia. Andiamo ancora avanti con le altre notizie e in particolare arrivando a una pagina sportiva, c'è il tema della lettera di Svevo. Magnifico signor Rettore, la lettera inedita di Svevo all'Università di Trieste, rinvenuta dagli archivi dell'Ateneo, una nota biografica di Ettore Schmitz destinata all'annuario della Scuola di Commercio Revoltella. Ieri la presentazione a Miramare, vediamo il servizio realizzato dal nostro Umberto Bosazzi proprio con le slide dei documenti originali. Un documento inedito riconducibile a Italo Svevo è stato scoperto dall'archivio storico dell'Università di Trieste. Si tratta di una lettera che lo scrittore, al secolo Ettore Schmitz, inviò il 9 aprile 1927 in risposta a una richiesta del rettore della Regia Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste, Giulio Morpurgo. Nell'aprile 1927, spiega l'università, Morpurgo chiese a tutti gli insegnanti ancora in vita della Scuola di Commercio Revoltella, embrione di quello che sarebbe divenuto l'Ateneo Giuliano, di rispondere a un breve questionario di carattere autobiografico. Svevo rispose a stretto giro di posta, stilando la lettera in questione.
Fui allievo della stessa scuola superiore, ma debbo la nomina di insegnante alla pubblicazione, fatta nel 1892, del mio primo romanzo Una vita. Così scrive Svevo. Nell'istituto e la sua ricostruzione insegnò dal 1893 al 1901, quando dovette dare le dimissioni obbligatovi da frequenti e lunghe assenze cui ero costretto dai miei affari, si legge ancora. Quindi Svevo aggiunge, tra le varie ed eventuali, dopo il romanzo Una vita pubblicai un secondo, Senilità, nel 1898, e un terzo, La coscienza di Zeno, nel 1923, tutti firmati con lo pseudonimo. Il documento è stato trovato durante l'attività di ricerca propedeutica all'allestimento di una mostra virtuale sulla storia dell'università, in occasione del centenario. Autore del ritrovamento è il ricercatore Lorenzo Jelen. La lettera è ancora in fase di studio e verrà esposta nella mostra virtuale a cui l'università sta lavorando in occasione appunto del centenario. Bene, allora veniamo alla domenica sportiva, quella che sarà, anzi il weekend sportivo a partire da oggi della Triestina, 5:30, Seregno, partita della stagione, partita che può garantire o meno la permanenza in Serie C della formazione di Gentilini, che ha un unico risultato possibile: deve vincere per mantenere la categoria dopo aver pareggiato per 0-0 la partita d'andata allo stadio Rocco. Vediamo. La partita della stagione è quella che può salvare la Serie C o condannare la Triestina alla retrocessione con tutte le immaginabili e non conseguenze del caso. Sul campo di Seregno alle 17:30 domani il compito dell'Unione è uno solo: vincere. Con qualsiasi altro risultato si va in Serie D. Preoccupa l'approccio molle alla gara d'andata, dove si è pensato a tirare in porta praticamente solo negli ultimi 20 minuti. Stavolta Mensah, Dorante, Felici e Soci dovranno aggredire dall'inizio, anche se si tratta di un approccio non esattamente nelle corde della squadra di Gentilini. Non è una Triestina differente quella che abbiamo visto con San Giuliano da quella di Crema e di tante altre prestazioni. È preoccupante in vista dell'ultima partita, perché non potrà bastare effettivamente un quarto d'ora, però non abbiamo la controprova, fino adesso non abbiamo la controprova di una Triestina magari aggressiva fin dal principio, a vedere cosa succede dietro, perché ha sempre parlato il mister, il tecnico, di questo equilibrio. Non sappiamo se tirando la coperta in un senso subentrano i disastri dall'altra parte. Secondo me no, perché abbiamo veramente una difesa forte adesso, sia negli interpreti che in tutta la fase difensiva con l'aiuto del centrocampo. Quanto al San Giuliano City, si tratta di una formazione più giovane e fisica della Triestina, ma con un tasso tecnico chiaramente inferiore. Per l'Unione bisognerà sfatare proprio i precedenti specifici con i lombardi, con cui la formazione rosso-labardata in stagione non è mai andata in rete. Il San Giuliano aveva appena cambiato allenatore, hanno lavorato tantissimo sulla preparazione, hanno fatto una sorta di, chiamiamolo così, mini ritiro, quindi hanno lavorato in maniera molto attenta sull'aspetto fisico, perché in realtà l'assetto era esattamente quello che aveva lasciato Gautieri la settimana prima, il 4-3-3 con alcune buone individualità davanti, penso a Volpicelli, penso a Miracoli. Ha cambiato qualcosa anche il tecnico Ciceri, che poi è il protagonista del miracolo San Giuliano City alla sua prima volta in Serie C, ma quello è il San Giuliano, una squadra che comunque in 3 partite, in 3 precedenti quest'anno, non ha mai subito gol della Triestina. Non è l'unica squadra, perché la Triestina ha questo problema cronico di realizzare, ma da un punto di vista tecnico, se dovessimo prendere i 20 circa componenti della rosa, la Triestina è più forte, è sicuramente più forte. Allora, Trieste, qui parliamo di pallacanestro, Trieste valuta le strade per tutelare la società, tra le ipotesi anche il TAR relativamente chiaramente alla vicenda Varese. La FIP non ha reso note le motivazioni della riduzione della penalità inflitta a Varese, il club potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria. Ci sono tutta una serie di valutazioni da fare, perché poi chiaramente, visti che i tempi non sono proprio velocissimi, bisognerebbe capire se con una risposta breve e un riscontro positivo si potrebbe aprire l'ipotesi di una 1 a 17 squadre con di nuovo Trieste all'interno. Poi però bisognerebbe anche rispettare i tempi per l'iscrizione alla 2 in tempo per poter fare quel campionato. Quindi, come dire, è tutto un po' complesso, tutto un po' a rischio. Bisognerà vedere che decisione verrà preso. Slovenia Para Open, trionfo di Parenzan battuto in finale lo spagnolo Valera.
il CUS torna in vetta, ha battuto il Mortegliano, ora match promozione contro il Pordenone. Inter e Milan, derby in stand-by, Inzaghi schiera l'attacco bis, Pioli fa i conti con gli infortuni, oggi in campo le semifinaliste Champions, nerazzurri col Sassuolo, rossoneri a La Spezia. Intanto Lazio e Lecce hanno pareggiato 2-2. Juve, una stagione complicata, ma la porta della finale è aperta, anche in Europa League hanno mostrato carattere. Allora andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco con la prima parte di dibattito di Sveglia Trieste. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, con noi questa mattina Paolo Altin della lista Russo.Franco, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. E Stefano Vatta di Fratelli d'Italia, buongiorno e bentrovato anche a lui, ovviamente entrambi i consiglieri comunali. Allora parto da quello che è stato un po' uno dei momenti di bagarre settimanale, perché insomma c'è stato una conferenza stampa del centro-sinistra in cui si sono messi in rilievo tutta una serie di punti secondo i quali secondo la componente di centrosinistra del Consiglio Comunale, la giunta di piazza non sta agendo in maniera corretta. Altin, ribadiamo i perché, diciamo, della vostra posizione, voi nel caso rappresentati in quell'occasione da Francesco Russo. Ci sono vari rilievi che abbiamo mosso e che muoviamo non solo in tempi recenti, ma già da mesi. C'è un clima d'aula che a nostro avviso, diciamo, non tutela un pieno dibattito, un dibattito equilibrato. C'è un tema di pregiudiziali che continuamente vengono poste sulle domande di attualità, che sono diventate l'unico strumento in qualche modo per chiedere delle informazioni alla Giunta. Mi sentirei di aggiungere che ci sono circa, non lo so, direi 40 o forse più interrogazioni che i consiglieri comunali hanno depositato e alle quali gli assessori non hanno dato risposta, non solo nei 30 giorni previsti dal regolamento, ma ormai parliamo di mesi. Insomma, c'è un clima in cui evidentemente uno scambio franco ma corretto è difficile da mettere in atto. Ecco, risposta di Vatta invece, abbiamo sentito quello dell'assessore, anzi del vice sindaco Tonel nell'occasione, ma insomma come la pensa rispetto a queste diciamo, posizioni? Sì, abbiamo visto anch'io la conferenza stampa dei consiglieri del Partito Democratico, diciamo che l'ho trovata abbastanza curiosa, perché si è parlato anche del modo in cui Trieste spende o comunque si comporta rispetto ai fondi PNRR. Sappiamo che il Comune è molto virtuoso da questo punto di vista, nel senso che come capacità di spesa di questi fondi si sta andando molto bene. Ci sono molti cantieri aperti, molti cantieri chiusi, ma alcuni che hanno avuto dei problemi oggettivi, per esempio la galleria di Piazza Foraggi. Sono dei problemi che sono emersi diciamo, durante i lavori, non piacciono a nessuno, al sindaco in primis, però si tiene duro e diciamo che non voglio fare annunci o date, però ci stiamo avviando alla chiusura del cantiere. Allora, vi faccio vedere un caso trattato ieri da il nostro Bernardo Gulotta relativo al tema dei parcheggi, perché devo dire, ne parlavamo anche fuori onda. C'era questo spazio davanti al Bagno della Lanterna o Pedocin, che dir si voglia, che era stato dedicato ai parcheggi per i croceristi. Ovviamente con l'avvicinarsi della stagione balneare, anzi diciamo che il meteo l'ha già rallentata, perché sennò di questi tempi il Pedocin era già al completo, si è deciso per una soluzione diversa, altrimenti tutta quell'area sarebbe appannaggio dei croceristi, quindi sostanzialmente blindata, perché i croceristi arrivano, lasciano lì l'auto per una settimana e così via. Andiamo a sentire quello che si è deciso. Ad oggi il parcheggio di fronte al Pedocin è destinato ad esclusiva area di sosta per i veicoli dei croceristi. Chi arriva e si imbarca a Trieste può prenotare attraverso il sito della Trieste Terminal Passeggeri il proprio posto auto in una delle aree di sosta disponibili, fra cui anche l'area fra la Lanterna e l'Acquamarina. I prezzi, come riporta il sito internet, oscillano dai 115 ai 165 euro in una forbice temporale fra i 4 e i 9 giorni di sosta.
La stessa TTP all'interno del proprio sito internet fornisce le indicazioni per raggiungere l'area, guidando gli utenti dall'uscita dell'autostrada. Questo preclude al momento la possibilità ai cittadini, e in particolare ai frequentatori del pedocin, di poter trovare un parcheggio nei pressi dello stabilimento. Parcheggi, ricordiamolo, che sono a pagamento. Una dinamica che, se durante i giorni di pioggia può essere superflua, quando arriverà il caldo sarà d'ostacolo ai bagnanti, chiamati a cercare uno stallo altrove. Il comune, del canto suo, non essendo titolare di quell'area, può svolgere un ruolo di facilitatore nei confronti dei bagnanti, tenendo presenti però anche le esigenze del comparto croceristico. Ecco dunque che arriva la disponibilità a poter utilizzare il parcheggio di Via Carli. Faremo così per risolvere il problema dei croceristi. Stiamo disponendo gli atti che sono praticamente già pronti per dare la possibilità a TTP, che ha necessità di avere dei parcheggi ulteriori per i croceristi, di poter fare utilizzo dei parcheggi all'interno del parcheggio comunale all'interno di Via Carli, in modo tale che quindi ci sia un appoggio lì per i croceristi e conseguentemente non chiudere quell'area e di lasciarla in concessione, cioè libera a pagamento ovviamente, com'è di fatto per gli utenti del pedocin. A partire da quando si riuscirà a spostare questo travaso? Io spero a stretto giro, nel senso che ci stiamo già lavorando da alcune settimane, avevamo già sentito più volte il dottor Mariani di TTP, c'era da stabilire ovviamente la parte economica di tariffa e quindi fare i ragionamenti con la ragioneria, ma io penso che in un paio di settimane abbiamo risolto anche questo problema. Allora, un piccolo tema che però richiama il tema del parcheggio. C'è chi dice ne servono di più vista l'afflusso croceristico. Devo dire anche Federalberghi in questo senso si è espresso in maniera molto forte anche per quanto riguarda la questione pullman. C'è chi dice invece sì, ok, però fuori dal centro e poi portando i turisti con delle navette. Altin? Secondo me questa questione dei parcheggi è una questione che può essere presa ad esempio per tanti altri temi. Io vedo delle decisioni prese, dopo evidentemente essersi resi conto che sono decisioni sbagliate, vedo che si cerca di correre ai ripari, ma quello che non è chiaro è qual è la strategia di fondo, cioè se si vuole portare le macchine in città e trovare ad ogni costo un posto dove metterle, se vogliamo cercare di avere un centro con un po' di meno autovetture, francamente non è chiaro. Capisco le lamentele dei cittadini che si aggiungono a quelle, ne parlavamo fuori onda, di altri cittadini che sinora potevano parcheggiare gratuitamente nelle zone più vicine ai bagni portuale ferroviario e che invece adesso si trovano diverse aree prima gratuite, ora a pagamento, ma ripeto, ci sarebbe bisogno che qualcuno ci dica quali sono le strategie. Ma evidentemente una strategia non c'è. E per quanto riguarda il flusso turistico è evidente che siamo impreparati, lo abbiamo detto da tempo, sin dalla campagna elettorale 2021 che andava pensato un piano strategico per lo sviluppo turistico e ora ci troviamo a dire ma adesso come gestiamo la questione. Mi lasci dire che forse i tempi sono maturi per ragionare in tema di differenziazione di servizi e di tariffe tra soggetti residenti e turisti. Forse se effettivamente questo sviluppo turistico così forte c'è, forse è il caso di pensare a questa differenziazione, altrimenti va da sé che quando una città diventa una città turistica i prezzi si alzano e quindi quello che lo stesso servizio non può essere pagato allo stesso modo da un cittadino residente e dal turista, ma queste cose bisogna pensarle, bisogna strutturarle e organizzarle. Adesso giro la risposta anche a Vatta, ma volevo sentire la telefonata per non perderla. Buongiorno? Pronto? Pronto, buongiorno? C'è, non c'è? Facciamo che non c'è. Ok, Vatta, giusto per esempio ragionare su questo tema della differenziazione tra turisti e residenti? Sicuramente, come abbiamo anche sentito più volte parlare ad esempio della cabinovia, con un'idea futura di differenziazione di prezzo tra residenti e turisti e lasciatemi dire che anche l'opera, diciamo l'idea, l'opera della cabinovia nasce anche per questo, perché sicuramente a livello pendolare per i residenti triestini sarà utile, ma assolutamente servirà anche a decongestionare il traffico all'interno della città da parte dei turisti, quindi
coloro che arrivano magari direttamente dall'autostrada, che si fermano a Opicina, alla stazione di base a Monte, potranno scendere con la cabinovia senza le loro autovetture, senza i pullman magari turistici, e arrivare direttamente in città, lasciando quindi liberi i parcheggi già presenti per i residenti. Poi su quanto ha detto l'assessore sono totalmente d'accordo, quindi bisogna assolutamente preservare il numero dei parcheggi per coloro che usufruiscono giornalmente, posso dire, perché sono persone che giornalmente si recano nella bella stagione del pedocin, quindi è giustissimo andare incontro a queste esigenze. Pronto, buongiorno. Buongiorno, si sente? Prego. Ah, caro Marco Stabile, buongiorno a lei e ai consiglieri Altin e Vatta. Sono Claudio Visintin. Dunque, so che non è compito dei consiglieri, ma anche forse sì. Lancio il mio grido di allarme, come più volte hanno evidenziato anche i telespettatori di Sveglia Trieste, e oggi trova conferma sulle pagine del Piccolo. Mi riferisco alla sanità. Oltre la metà dei medici al lavoro in Friuli Venezia Giulia addirittura ha pensato di licenziarsi nell'ultimo anno, e più di 1 su 3 quelli che lavorano nei reparti di medicina interna. Sarebbe una catastrofe. Ecco, cari consiglieri, si facciano portavoce urgente al fine di discutere l'argomento in una seduta del Consiglio Comunale, presenti pure l'assessore alla sanità Riccardi, assieme ai vertici sanitari, per porre rimedio da subito. Grazie per l'attenzione e per la vostra risposta e buon lavoro. Grazie al signor Visintin, riferimento all'articolo, ma un tema che abbiamo trattato anche noi più volte, cioè il fatto che ormai in tanti medici, ma anche infermieri, soprattutto il mondo sanitario, è in una situazione di stress cronico legato ai turni massacranti. Più volte abbiamo parlato anche qui di persone che scelgono il privato per 1000 motivi. Cosa ne pensate, Altin? Io veramente accolgo con piacere questa richiesta e prendo l'impegno a sottoporre ai colleghi consiglieri una richiesta di Consiglio Comunale straordinario sui temi della sanità, temi che da un certo punto di vista sono una competenza regionale, ma è ben vero che laddove il tema tocchi così da vicino i cittadini non può che essere anche un tema comunale. Faccio solamente presente con un certo rammarico che ormai è un disappunto che più volte abbiamo tentato di chiedere, e io personalmente ho fatto anche questo tentativo. Abbiamo invitato l'assessore Riccardi, abbiamo tentato di avere un'audizione dell'assessore in Consiglio Comunale. Ripetutamente ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di farmi avere l'esito di questa richiesta, ma l'esito è negativo, quindi noi comprendiamo quello che il signor Claudio ci dice, proporremo un Consiglio Comunale straordinario su questo. Il problema è che dall'altra parte sinora nessuno si è mai voluto presentare in Consiglio Comunale. Ecco, Vatta, delle statistiche pubblicate diciamo così di spalla rispetto al servizio di Elisa Coloni, 37% dei medici si riferisce di essere in burnout, il 55% dichiara di aver pensato di licenziarsi l'ultimo anno, l'82% afferma di lavorare troppo e di essere sfinito a fine turno. Ovviamente si tratta anche di un'onda lunga collegata al Covid, ma che diciamo così non accenna a stopparsi. Avevamo parlato di recente degli infermieri che come dire, preferiscono magari deviare su un lavoro in privato, banalmente vanno a fare le prove del sangue perché sanno che a una certa ora del giorno sicuramente finiscono in condizioni diciamo di maggiore serenità. Sì, sicuramente. Abbiamo parlato tante volte dal Covid in poi, la situazione è andata a peggiorarsi a livello nazionale. E qui anche in Friuli Venezia Giulia ovviamente sia a livello di numeri di personale sanitario siamo comunque messi male, l'ha dichiarato anche il governatore Federica, che la sanità sarà il grande tema su cui si giocheranno i prossimi 5 anni di consigliatura regionale. Ringrazio Claudio Visintin per la chiamata, per la telefonata. È sicuramente un tema che tocca anche Trieste a livello comunale, però sì, appunto, diciamo che dal punto di vista regionale si può fare di più.
Ecco, perché la competenza del Consiglio Comunale non so quanto possa essere ampia, quanto possa essere diciamo convincente il Consiglio Comunale, però diciamo che degli indirizzi si possono sicuramente dare. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, io niente, volevo semplicemente, visto che ho vissuto in diretta determinate cose lavorando al burro, adesso sono in pensione da dicembre, sì. E sinceramente ho mia figlia infermiera a Catinara e so cosa sta succedendo e io devo essere onesta, è vergognoso. È vergognoso perché a me, a prescindere, la politica non dovrebbe comunque entrare in una cosa del genere. Non dovrebbe essere un'azienda, perché comunque un'azienda ha una sanità pubblica, come dice anche la nostra Costituzione, che sia un'azienda. Io non so se la gente ha ancora capito cosa vuol dire un'azienda. Un'azienda è che comunque alla fine dell'anno i conti devono essere a pareggio. È indifferente come lo fanno, però ecco, all'interno dell'azienda, dai vertici, dalla politica non c'è sufficientemente rispetto. E infatti i ragazzi sono stanchi, non ne possono più e sta succedendo che il corpo ti blocca da solo. Ecco, perché non puoi più andare avanti, sono turni massacranti, non c'è più il rispetto che dovrebbe essere, perché io dico tu devi fare così, questo per me non esiste, perché bisogna vedere e organizzare le cose, non perché il vertice vuole questo, anche perché, parliamoci chiaro, in un'azienda come l'ospedale e la sanità chi porta tanti soldini sono proprio le sale operatorie, no? Giusto? Allora a questo punto bisogna fare veramente qualcosa, ragazzi. Ecco, il signor Riccardi fino adesso, no, a me non piace, non hanno fatto grandi cose, tanto la pandemia, tanto questi ragazzi bravissimi, angeli, questo poi sono dimenticati, hanno orari massacranti, ore che avanzano e non possono recuperarle perché non c'è personale, ragazzi, non c'è personale, aprono addirittura le sale, non hanno gli strumentisti, ma di cosa stiamo parlando? Cioè veramente è vergognoso, bisogna fare qualcosa, visto che la politica si occupa di questo, per me che non è corretto, però bisogna effettivamente fare qualcosa, perché se no si chiuderanno gli ospedali. E poi mi sto chiedendo se con un po' di futuro, non so più se noi poveri, perché noi siamo poveri al confronto di quelli che ci comandano, non so se potremmo più curarci, perché sembra che anche il governo a Roma non gliene freghi niente. Ecco, ci sono tante le cose che non vanno, ma io penso che la sanità, se si vuole che un popolo lavori questo e quell'altro, bisogna anche dare spazio alle persone, la prevenzione. Senza la prevenzione noi non andiamo avanti, e anche senza la natalità, però non sono state mai, indifferente il colore, non me ne frega proprio niente, ragazzi, che sia ben chiaro della politica a questo punto, perché nessuno è stato in grado di fare una vera politica per la famiglia in Italia, nessuno. Si parla tanto famiglia, ma famiglia significa anche che lo Stato, non lo so, due si sposano, possono avere anche, non so, lo Stato aiuta per un certo periodo a avere un appartamento, hai dei figli, bene, io come Stato ti pago i contributi, ti do dei soldini ogni mese, ti aiuto a tirare avanti e deve esserci, non so, devono esserci anche asili nido, noi non abbiamo niente, siamo completamente allo sfascio. Mi dispiace, ma io la vedo così. Grazie, buona giornata. Grazie anche alla signora Vatta. Vuoi rispondere? Sì, diciamo che sul tema della sanità ho già risposto un po' prima. La situazione è drammatica in tutta Italia, non solo in Friuli Venezia Giulia, però sicuramente quello che tocchiamo qui nella nostra regione, nella nostra città, lo sappiamo un po' tutti. Poi riguardo all'ultima parte non sono troppo d'accordo, nel senso che per fortuna qui a Trieste abbiamo una buona gestione per quanto riguarda asili nido, scuole e comunque in generale la natalità e i sussidi alle famiglie non siamo messi male. Ecco. Poi uno degli impegni di questo governo è diciamo, aiutare le famiglie, specialmente appunto le persone che intendono realizzare una famiglia, fare una famiglia, per quanto riguarda l'acquisto della casa, per quanto riguarda la crescita dei figli e supportarli dall'inizio alla fine. E invece appunto per quanto riguarda la giunta regionale, ripeto, si sa
che la sanità è la parte, diciamo, la questione più difficile a livello regionale, lo sa benissimo il centrodestra che governa e infatti su questo si giocherà questa consigliatura. Ecco, sul fronte sanitario però credo sia giusto anche dire una cosa. Asugi fa sostanzialmente dei concorsi e delle assunzioni in maniera pressoché costante, anche perché noi vediamo le mail che arrivano anche dal servizio comunicazione ogni giorno. Il tema è che le regioni in qualche modo fanno battaglia per assumere, per trovare i medici disponibili, perché la realtà è che non c'è 1 milione di medici lì fermo a casa che non ha lavoro. È lo stesso discorso per gli infermieri, quindi forse qui c'è bisogno anche di un tema più strutturale, più globale, per anche incentivare, diciamo così, i giovani a fare questa professione, che significa non laurearsi ed essere un professionista il giorno dopo, ma un percorso anche lungo di carriera, no? Un medico, ce lo insegnano loro, ci mette una decina, se non di più, di anni per arrivare ad essere, diciamo, specializzato e poi per operare in maniera fattiva negli ospedali, no? Non è un percorso veloce. Io sono anni che sento da amici e familiari medici che saremmo arrivati prima o poi a questo punto, no? Cioè, da tempo i medici dicono: guardate che per come sta crescendo la domanda, le esigenze che abbiamo, per come sono anche i meccanismi per cui poi giustamente un medico va in pensione, è da anni che dicono: guardate, attenzione, rischiamo di essere scoperti. Quindi non è una cosa di oggi. Oggi giustamente forse, mi perdonerete, ma sono maturi i tempi per una certa incazzatura da parte delle persone. Sono mesi che stiamo dicendo che qui in regione questo atto aziendale, questa riforma che si sta portando avanti danneggia ciò che di buono c'è. Noi abbiamo un'eccellenza sul nostro territorio che da altre parti ci invidiano, che è quella dei distretti, no? Delle realtà in cui una persona viene presa in carico e viene seguita a tutto tondo. Ma stiamo andando nella direzione diversa, di una svalorizzazione dei distretti, i consultori familiari vengono dimezzati, vengono indotti i dipartimenti di salute mentale e questo a che cosa porta? Lo vediamo e lo si capisce anche dagli interventi di chi chiama da casa. Comporta il fatto che le persone si rivolgeranno al privato. Per quale motivo, se il meccanismo è che io vado a fare un esame da una struttura privata, se lo faccio presso la struttura privata pago meno quell'esame rispetto a che pagarlo in convenzione? Cioè, capite che questa è una stortura incredibile. A partire da queste cose bisognerebbe agire, ma io capisco l'amico Stefano che difende la sua parte, la sua rappresentanza, ma dopo che abbiamo cercato in ogni modo di far capire che c'era un profondo problema nella sanità regionale, dopo che abbiamo più volte, l'ho detto prima, chiesto all'assessore competente di intervenire a parlare con noi in Consiglio Comunale e non si è mai presentato, io dico: ma è possibile che nella nuova giunta confermi lo stesso assessore e dici che la priorità di questa giunta sia la regione? Ma sinceramente non gli si crede che saranno capaci di farci uscire da questa situazione, che ci siano responsabilità nazionali, politiche, di governo, questo è certo, però santa pazienza che le persone comincino a essere stufe di quello che c'è qui in regione, era anche ora che accadesse. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Graziella. Ciao Graziella. Mi ascolti? Allora, ministro della sanità non posso dire niente perché nei miei 67 anni, metà che passai in ospedale, tutto mi posso dire solo che bene, dell'Ori che mi ha aiutato, però come si dice, la commissione di via Forneto deve buttargli una bomba, secondo me, perché Lori mi può giudicare in 12 minuti, mi riferisco all'intervista che ha fatto ieri sera a suo ring suo direttore. Perché non è possibile che uno che ha avuto 3 interventi, 3 chemio, 3 radio, mi dice: signora, lei è ancora abile di andare a lavorare. Non è possibile questa roba qua. E altro non so cosa dirle. Solo ringraziare che mi ha curato fino adesso, nient'altro. Vabbè.
Va bene signora, Va ovviamente bene, ringrazio, non buongiorno. possiamo entrare nello specifico del caso anche perché non mi sembra corretto, però insomma le mando un forte abbraccio signora, noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo qui anche con altri temi tra pochissimo a Sveglia Trieste, restate con noi. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Torno anche sul tema sicurezza perché ne abbiamo parlato parecchio nelle ultime settimane, sia sul fronte di Piazza Goldoni dove si sono ripetuti una serie di episodi, sia per quanto riguarda l'ultimo caso dell'accoltellamento in Cavana. Ieri ne ha parlato anche l'assessore Tognolli con il nostro Umberto Bosazzi. Vediamo il servizio così poi ne parliamo assieme. Abbiamo prima fatto vedere il fronte della cronaca, poi sentiamo anche il fronte di quelle che sono, diciamo così, le risposte, gli interventi anche della politica. Sentiamo Tognolli. In questi giorni l'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli è impegnato in una serie di incontri con i funzionari dell'assessorato. Durante uno di essi è stato toccato anche il tema degli episodi di violenza che si stanno verificando in queste ultime settimane. L'assessorato del Dipartimento può agire, può dare il suo supporto, tenendo conto che il tema è complesso, di conseguenza non esiste una risposta univoca. Secondo l'assessore, quello che sta accadendo altro non è se non l'ultimo fotogramma di un film triste e drammatico, iniziato da tempo, caratterizzato per restare in tema dall'assenza di alcuni interpreti fondamentali, i quali debbono per forza di cose essere recuperati. Bisogna agire sulla cultura, bisogna agire sulla famiglia, bisogna agire sulla scuola. Questi sono dei macro temi che sono per tante ragioni in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Agendo qua credo che si possano ottenere dei benefici poi anche sull'ultimo fotogramma. In sostanza l'assessore ritiene, fermo restando il compito delle forze dell'ordine, che la questione debba essere affrontata da differenti angolature, alla luce di quella multidisciplinarietà che sembra indispensabile stante i mutamenti sociali più recenti. Viviamo in una società complessa che non prevede semplificazioni, non prevede risposte univoche. Allora, così l'assessore Tognolli, il riferimento chiaramente è a tutta una serie di episodi di Piazza Goldoni, Piazza Garibaldi, adesso anche in Cavana. Chiedo a Altin la sua posizione sul da farsi. Si è parlato anche dell'abbattimento del muro di Piazza Goldoni per una maggiore visibilità, ne parleremo poi anche con l'assessore Babuder che è intervenuto in merito e poi magari ci darà qualche novità. Altin. Ma sul fatto dell'abbattimento del muro, francamente, bisognerebbe fare capire perché quel muro è stato alzato. Evidentemente c'era anche il tentativo di proteggere i pedoni o comunque tenerli in un ambiente maggiormente sicuro. Se il problema è proprio un muro, è che io fatico a credere che il problema sia risolvibile buttando giù un muretto, perché basterebbe un pattugliamento fatto a piedi dalle forze dell'ordine sull'altro lato della piazza, quindi uno non è che risolve il problema di visibilità, non è che deve buttare giù necessariamente il muro, posto che quella piazza, francamente, quando è stata messa a posto, trovo che sia orribile per come è strutturata quella piazza. A prescindere da chi giunta, non so neanche quale sia stata la giunta che ha sistemato la Piazza Goldoni, però diceva Tognolli, su questo sono d'accordo, no? Cioè, il tema sicurezza lo diciamo da tempo, è un problema anche che riguarda la parte educativa. Certo è che da questa giunta che da sempre fa del tema della sicurezza uno dei suoi punti più importanti, ci aspettiamo un'azione decisa, efficace. Ristrutturazione Piazza Goldoni, credo fine del primo di piazza, quando ci fu la polemica anche del famoso porta CD, no? Una specie di obelisco. Prego Vatta. Sì, Piazza Goldoni è una zona con cui mi sono confrontato anche con alcuni commercianti della zona, è una zona molto difficoltosa, è una zona che ha bisogno di alcuni lavori. Adesso ho preparato una mozione che avevo pronta da un po' di tempo, ma ho approfittato del momento
così magari se si voglia andare a intervenire dal punto di vista che sia creare maggiore visibilità battendo il muro che altro, diciamo la mozione è molto semplice, parla di ripristinare le fontane a cascata che sono inattive da un po' di tempo, e poi sul problema anche della deratizzazione, perché sappiamo che quella zona è anche ricca di roditori da vari anni. Ecco. E poi sul tema della sicurezza diciamo che ci sta a parlare di prevenzione e di educazione, però sono episodi che in Piazza Goldoni, abbiamo parlato di Piazza Goldoni di Cavana, l'accoltellamento. Piazza Goldoni riguardano un egiziano che ha sferato appunto un pugno a un ragazzo che era in compagnia del padre in cerca appunto di questo egiziano che gli ha rubato il portafogli, che gli ha rubato i soldi, da quanto ho capito. Invece in Cavana c'è stata praticamente questa rissa, questa zuffa tra iracheni, se non sbaglio, comunque l'etnia dovrebbe essere quella, e finita con un accoltellamento. Quindi stiamo sempre comunque parlando di persone con altre culture. Io ci ho avuto anche a che fare lavorativamente, perché prima di iniziare l'attività in consiglio comunale ho fatto l'operatore Caritas nei centri di prima accoglienza a Fernetti, a Camposacro, e c'hanno culture differenti. Ovvio che non bisogna mai generalizzare, però diciamo che vedere un triestino che gira con un coltello o che aggredisce un figlio con un padre è piuttosto difficile. È molto più facile che succeda diciamo da altre persone provenienti da altre parti del mondo, però sicuramente il discorso della prevenzione è essenziale, però c'è bisogno anche della mano ferma qualche volta, ecco, da parte delle istituzioni. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Prego. Gino. In ogni trasmissione si parla sempre di lavoro, sanità, scuola. La sanità intesa come un discorso del sociale. Sì. Il problema è che è il lavoro che crea le risorse per gli altri due. Se non c'è lavoro, quegli altri due soffrono. E noi siamo in questa situazione che non c'è lavoro. L'Italia ha avuto 10 punti di crollo in 2 anni e adesso sta arrancando, e per arrancare sono stipendi bassi. E quello che si riesce a racimolare sicuramente non va nella sanità, anzi viene preso perché dobbiamo pagare il nostro debito pubblico con un interesse che la signora Lagarde l'ha aumentato, e quindi ancora più ci sta strozzando. Quindi il discorso di risolvere i problemi contingenti è legato al quadro generale dove ci troviamo. È ora che i politici si sveglino e che facciano una analisi seria e profonda su dove siamo, e se dove siamo stiamo bene o se sarebbe meglio cambiare tutto. Ma gran parte dicono i cittadini che bisognerebbe cambiare tutto, ma i politici non vogliono sentire da questo orecchio. Sul discorso della sanità in generale dobbiamo renderci conto che ONU e OMS ritengono che gli ospedali quasi non serviranno più, perché con i vaccini si cercheranno tutte le malattie che verranno fuori, quindi l'uomo basterà che si punturi ogni 5 mesi ogni mese con qualcosa e sarà sempre sano, forse. Grazie e buongiorno. Va bene, grazie comunque per la chiamata, insomma abbiamo capito la posizione del signore. Volevo approfittare del fatto che ho 2 consiglieri comunali giovani per affrontare Grazie per il giovane. vabbè, insomma, per affrontare un tema che insomma in questi giorni è di straordinaria attualità in tutta Italia, la protesta degli studenti universitari nelle tende, nelle piazze contro il caro affitti. A Trieste arriva la prossima settimana, chissà, probabilmente per il meteo hanno deciso che non era il caso di andare in tenda sotto la pioggia. Comunque arriva la prossima settimana, l'hanno detto a Ringhi, i rappresentanti della lista universitaria Link, che insomma si stanno battendo per un dialogo, un confronto sia con l'Ardis che con il Comune per il tema affitti, ma più in generale per l'accoglienza degli studenti universitari in città. Ora, a Trieste gli affitti non sono da incubo, sono aumentati, pesa fortemente anche il caro vita, ma soprattutto anche le condizioni di quelli che sono gli immobili sul mercato per gli studenti sono normalmente, diciamo, se non fatiscenti, comunque in condizioni non delle migliori. Sentiamo quello che hanno detto a Ring e poi ne parliamo assieme. Milano, Pavia, Padova che avete visto, Venezia che state vedendo, Bologna, Perugia, Firenze e Roma, appunto ancora gli studenti in tenda come manifestazione. Le hanno smontate invece a Torino e Cagliari, mentre a Trento arriveranno venerdì.
E siccome Trento e Trieste sono sempre unite, no, che fate, le tende venerdì? Dai, me l'ha detto Alessandro praticamente, o no? Prossima settimana. Prossima settimana, quindi gli studenti di Trieste saranno anche loro a manifestare in tenda. Alessio, per capirci, adesso torno serio, ma diciamo, era per scoprire un po' la notizia che immaginavo. Quindi la manifestazione la farete settimana prossima. Questo appartamento con questa finestra divisa in due per creare 2 camere dimensione loculo, finestra divisa da una parete in cartongesso. Certo, capito. La storia degli studenti è abbastanza ricca, no? nei decenni, non so, però il tema è il prezzo, cioè io voglio capire, sono aumentati, li hanno fatto aumentare, paga una cosa assurda per questo loculo che dici tu? I prezzi sì, sono aumentati assolutamente, rispetto a quando mi sono trasferito io qua sicuramente sono aumentati, anche seguendo insomma l'andamento dell'inflazione. Sicuramente sono aumentati, ovviamente aumentando anche il traffico magari turistico che c'è qua a Trieste. Quanto pagavi il primo anno? Il primo anno pagavo 300 euro per una singola, che però si trovava a San Giacomo, che sono circa 2 bus di distanza all'università, quindi sono comunque una mezz'ora buona di trasporto. E sei sempre in quell'appartamento lì? L'ho cambiato dopo 3 anni perché appunto l'offerta negli anni successivi ho provato sempre a cercare, ricercare e non trovavo niente che fosse veramente, cioè che fosse un appartamento in buone condizioni come quello che effettivamente avevo trovato, che però era lontano. Dopo mi sono spostato. Da 300 euro quanto spendi adesso? Adesso spendo 375 per una singola in zona ospedale maggiore, zona centrale comunque, ben servita, vicino anche all'università, abbastanza. Condizioni appartamento? Questo penso sia uno dei topic più interessanti di cui parlare su Trieste, soprattutto sull'affitto privato, perché le condizioni di appartamento, cioè la città è vecchia, tutti gli edifici e la maggior parte degli edifici di Trieste sono vetusti, sono antichi e le condizioni effettivamente sono molto precarie. Io attualmente mi sto trovando con una grondaia che perde in camera e io in camera mia dove dormo ho letteralmente la muffa con il pelo, quindi la muffa quella che effettivamente fa male anche a livello respiratorio. Allora, siamo di nuovo in diretta, ovviamente abbiamo precisato, a Trieste non c'è l'emergenza che c'è per esempio a Venezia, a Padova. Venezia per esempio però è una delle città più turistiche, se non la più turistica del mondo, quindi come dire deve bilanciare le esigenze di chi comunque deve sopravvivere per andare all'università e ovviamente di chi invece guadagna sul fronte turistico. E forse questa, dico come provocazione, il rischio più grande per gli studenti di Trieste, cioè che la città ovviamente con questa trasformazione diventi sempre più cara per gli alloggi, posto che insomma alloggi per gli studenti e alloggi per i turisti di solito c'è una grossa differenza. Però insomma questo è uno dei rischi. L'altro tema è diciamo così di come sono questi immobili. Sull'aumento gli aumenti sono stati non così pesanti, diciamo così. Sì, è evidente che il diritto ad avere un'abitazione che sia decorosa, ad averla ad un prezzo equo, nel caso degli studenti universitari, è ovvio che è una questione che va difesa, ma bisogna anche cercare di capire quale sia effettivamente il problema. Sentivo degli interventi che riguardavano le grondaie che fanno piovere nell'appartamento. Forse ho detto una parolaccia prima di andare in onda, non so, forse da casa magari l'hanno anche sentita, no? Ma intendevo dire questo, che se uno vive in una condizione in cui ti piove dentro, devi mandare a quel paese chi ti dà la stanza, no? Non è che questo crea un generale problema sugli affitti. Quindi bisogna anche distinguere le cose e capire quali sono i dati reali e non che sia semplicemente una manifestazione che arriva qui sull'onda di altre in giro per l'Italia. Quindi cerchiamo di capire quali sono i dati e se effettivamente il problema c'è. Sull'aumento, sul rincaro, questo è pacifico, lo stiamo vedendo dappertutto, e così come gli studenti subiscono il rincaro degli affitti, ma io vi posso dire che alcune persone che danno in affitto un appartamento non è necessariamente che hanno un business di chissà quanti appartamenti, magari uno ne ha uno, è ereditato, lo mette in locazione, non è che ci vuole diventare milionario, certo. Però se i prezzi in generale aumentano, anche questa persona qualche cosina in più chiederà, quindi è un effetto domino che arriva sicuramente anche sugli studenti universitari, ma
prima di partire con delle campagne così forti, io vorrei capire effettivamente se c'è un problema affitti. Io credo, tra l'altro, e chiudo e lascio a voi la parola, mi scuserete, ma io credo che poi ci sia un altro tema, no? Che è quello delle locazioni in nero. Perché da una parte sì, il tema del caro affitti, dall'altra io credo, penso che abbiamo i dati per dimostrarlo, c'è un mondo di locazioni in nero e in queste locazioni è evidente che laddove manca un contratto, chi abita all'interno, lo studente, è evidente che non è tutelato. Quindi bisognerebbe da una parte lavorare su qual è un prezzo equo dell'affitto, dall'altro però stimolare l'emersione di chi in questo momento affitta in nero. Certo, Batta, è un mondo di cui tra l'altro non è che si parla moltissimo, ovviamente legato anche al fatto che si tratta ovviamente, se sono in affitto, di studenti fuori sede, ma che rappresenta comunque una realtà importante da un punto di vista proprio numerico a Trieste. Assolutamente, mi sento anche un po' chiamato in causa, pur essendo triestino sono anch'io universitario al momento, e diciamo che la manifestazione che si terrà a Trieste, che probabilmente si terrà a Trieste, è appunto sull'onda di quelle che si sono tenute in queste settimane nelle altre città italiane. A Trieste per fortuna non abbiamo questo tipo di problema, e diciamo che l'ascolto è importante da parte appunto delle istituzioni, da parte di tutti, e dal punto di vista delle locazioni in nero quello è sicuramente uno dei temi principali, perché appunto è svantaggiato chi ci va ad abitare in quella casa in assenza di contratto, e l'unica cosa che mi viene in mente che potrebbero fare le istituzioni sarebbe o una specie di come dire, conguaglio o sgravo fiscale per chi affitta a studenti, o andare a intervenire sugli appartamenti appunto sfitti, ma comunque una persona che ha 2, 3, 4 appartamenti, 4 case, cioè magari non le utilizza perché appunto non ci abita, non fa nessun utilizzo, magari sarebbe anche un po' più avvantaggiata a dare in affitto a degli studenti, magari con un prezzo agevolato. Ecco. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno Stabile. Buongiorno. Prego signora. E ai suoi ospiti. Prego. Allora, io volevo proprio dire una cosa su questi scioperi per gli appartamenti. Ieri ho sentito il Tendopoli per gli appartamenti, ieri ho sentito l'intervista di Avarino, no? Allora, questo studente si lamenta perché da San Giacomo doveva prendere 2 servizi pubblici e allora si è spostato più in centro città vicino all'ospedale Maggiore, no? Sì. Allora, mia nipote che abita vicino a Porto San Rocco deve andare al Petrarca in via Tigor, no? Sì. Penso che anche lei, povera, no? Visto che è molto più giovane di quei ragazzi, a 17 anni, deve prendere 2 e non ci mette mezz'ora, ci mette molto di più. Sì. A parte tutto, se lei fa una passeggiata qui in via Valerio e in via del Prato, giorni feriali, non c'è un posto macchina. Perché? Perché sono tutti che vengono all'università con le macchine controprova, quando i giorni festivi è tutto vuoto, perciò sono gli universitari poveri che vengono all'università con la macchina. Si lamentano tanto, io non riesco a capire perché, a parte il discorso che ci mette mezz'ora con 2 mezzi pubblici, potrebbe fare anche una bella passeggiata, prenderebbe più aria, così non soffrirebbe respiratori con la muffa, perché io per poter andare in Cavana ieri nella mia macelleria a prendere la carne che vado a prendere sempre lì, è la mia macelleria, mi sono fatta, ho cercato parcheggi, allora le rive bloccate per le navi, la piscina ex Bianchi chiusa perché c'era una vela, insomma qualcosa della vela, no? Ho girato e sono abbastanza abituata perché mio marito abitava Dio alla chiesa di Sant'Antonio Vecchio, non c'era un parcheggio, sono ritornata in città, ho parcheggiato al volo perché se lei non prende la macchina al volo che va via, dopo un secondo è occupata. In piazza dell'ospedale sono andata a prendere la carne, signora,
Cosa lei ha comprato? A sto punto la domanda... No, stabile, ormai sono sola e prendo fettine morbide, ben un fatta. po' di civattici e polpette pronte, perché non cucino più ormai, eccolo. Bene. Andata e ritorno a piedi. Insomma, ho 76 anni, il giovanotto da San Giacomo poteva andare all'università a piedi, ci metteva meno tempo, no? Ecco, certo. Tutto qua. Si lamentano tanto, però vanno all'università con le macchine. Ok? Grazie. Grazie signora, e buone polpette e buoni cevapcici, la mega fatto venire fame, grande la signora comunque. Vabbè, insomma dai, il problema del parcheggio è chiaro, no? Insomma una situazione complicata, è anche una città che oggettivamente sta cambiando e forse bisognerà capire anche in prospettiva con il turismo, con una città diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati, come va cambiata, no? Altin, cioè come pensare il futuro, perché è ovvio, perché se si va avanti di questo passo è chiaro che bisogna fare anche delle scelte, no? Sì, certamente, lo dicevamo anche prima, quello che è chiaro è che non possiamo affrontare le sfide che abbiamo davanti con interventi di sistemazione della segnalazione del cittadino, no? Dobbiamo provare, fare lo sforzo di immaginare come sarà questa città tra 10 o tra 20 anni e vi assicuro che il destino di questa città non è legato ad una cabinovia che si faccia o non si faccia, perché non basta questo intervento monstre per dire come sarà la città tra 10-20 anni e come risolveremo il problema dei parcheggi, del flusso di traffico in città e come daremo valore al turismo. La cabinovia non è la risposta a queste domande, domande che meriterebbero una riflessione più ampia, un tavolo condiviso, la possibilità che maggioranza e opposizione su alcuni temi possano lavorare insieme per capire come immaginiamo la città tra 10-20 anni. Però è un peccato che ogni volta che queste possibilità di dialogo sembrano essere lì per partire, ecco, vengano un po' soffocate, peccato davvero. Ecco, diciamo così, Vata, mettiamola giù abbastanza piatta, in altre città quando si fanno le pedonalizzazioni eccetera, sostanzialmente si chiude il centro storico alle auto. A Trieste ogni qualvolta si parla di pedonalizzare una via, io ricordo ancora i virgolette forconi per via San Nicolò, adesso nessuno immaginerebbe via San Nicolò non pedonalizzata, è un tema che ritorna, che però poi scaturisce una polemica clamorosa con i commercianti, sì. e così via. Io sono personalmente un grande fan delle pedonalizzazioni, il progetto, diciamo, di ring pedonale mi affascina da sempre. Pensare di arrivare, dal viale alla fine delle rive a piedi è qualcosa che secondo me in futuro bisognerà pensarci, ecco, su. Per esempio via Mazzini, adesso che abbiamo anche i problemi con il passaggio degli autobus, passaggi dei veicoli, praticamente una ZTL via Mazzini, perché ci passano solo taxi, addetti ai lavori e autobus. Pensare di pedonalizzare via Mazzini sarebbe qualcosa di interessante, perché da Piazza Goldoni arrivi direttamente sul mare. Poi questi sono pensieri probabilmente futuri. E sul discorso mi sono Certo, ci hanno già provato, no? sotto Cosolini, era il leitmotiv però diciamo che percorre strade già aperte, già battute. Ho parlato di questa mia passione. Poi diciamo che ovviamente Trieste, il futuro di Trieste non si basa sulla cabinovia, anzi diciamo che è un supplemento al trasporto pubblico locale. Poi sicuramente Porto Vecchio, ora Porto Vivo, la grande partita, mentre a livello regionale c'è la grande partita della sanità, a livello comunale sarà la grande partita del Porto Vecchio. Si sta investendo tanto, si sta lavorando tanto e porterà dei flussi sia turistici che soprattutto dei triestini notevoli. Allora, sentiamo ancora questa telefonata prima delle pubblicità. Pronto, buongiorno. Buona giornata al conduttore e anche agli ospiti. Prego. Volevo rifarmi solo un momento sulla precedente telefonata e la signora indubbiamente ha sollevato problemi che sono veri, però c'è in atto anche una
una forma di forte speculazione e di sfruttamento dei giovani, perché effettivamente vi sono delle abitazioni che non sono degne di essere chiamate tali e non possono essere così affibbiate a persone che poi sono, diciamo fra noi, indifesi sotto un certo punto di vista. Riguardo invece alle distanze degli appartamenti dall'università, io voglio solo ricordare che da giovane abitavo in Via Orlandini, quindi in Ponziana Alta, e andavo all'università la mattina, tornavo all'ora di pranzo, ritornavo il pomeriggio e tornavo a casa la sera, e tutto questo a piedi. In compenso non ho mai speso una lira per le palestre, perché effettivamente questo movimento di circa 28 km al giorno, siamo lì o poco meno, mi ha fatto molto bene alla salute e anche alla testa, almeno per quel periodo. Per quanto riguarda invece il discorso della signora che è andata a comprare la carne e che ha dovuto camminare molto, perlomeno i giovani da questo problema sono sollevati, perché oggi utilizzano i nuovi Sherpa del cibo che si muovono in bicicletta, e perciò un giovane non andrà mai più a comprare la carne. Buona giornata e buon weekend. Grazie anche per la sua chiamata. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo ancora tra poco, sempre assieme a Vatta e al team. Bentrovati ancora Sveglia a Trieste con i consiglieri comunali Stefano Vatta dei Fratelli d'Italia e Paolo Altin della lista Russo Punto Franco questa mattina con noi. Abbiamo affrontato tanti temi questa mattina, a questo punto lancio anche questo, siccome insomma abbiamo debordato su più fronti. Andiamo anche con la questione che insomma qualcuno potrebbe dire fa sorridere, non fa sorridere per niente, del cigno, di questo benedetto cigno che è stato povero, decapitato a Grignano. Ieri il partito animalista ha lanciato la taglia sulla testa di chi insomma lo ha ammazzato, che come dire farebbe sorridere se l'animale non ci avesse rimesso le penne, visto che tra l'altro è un cigno. Una taglia sulla testa di chi ha decapitato il cigno di Grignano. Chiunque fornirà indicazioni utili all'individuazione del responsabile del gesto agli uffici del Corpo Forestale di Trieste o Picina, i cui contatti si trovano online, sarà ricompensato dal partito animalista con un assegno da 250 euro. L'iniziativa provocatoria è stata lanciata dal coordinatore regionale Fabio Rabac. Ma la nostra prima azione è stata di metterci d'accordo con il partito animalista italiano, con il nostro presidente Cristiano Ceriello, per fare una denuncia. Abbiamo fatto questa denuncia alla Procura di Trieste e abbiamo messo anche una taglia, ma questa taglia più che altro è un atto provocatorio per aiutare e istigare qualcuno a dire qualcosa in più se sa. L'animale è stato trovato sullo squero del porticciolo di Grignano la mattina di martedì 9 maggio. A fare la macabra scoperta alcuni diportisti della società nautica di Grignano. Poco distante una chiazza di sangue nel punto in cui presumibilmente gli è stata mozzata la testa. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'area marina protetta di Miramare e il servizio veterinario di Asugi per la rimozione dell'animale. Dalle analisi della carcassa è emerso in modo evidente che non si è potuto trattare di un incidente né della conseguenza dell'impatto con un'elica. È stato un gesto deliberato. Ripeto, è un atto provocatorio, poi se viene fuori qualcuno e ci dirà qualcosa in più che potrebbe aiutare le indagini per venirne fuori a galla questo atto orribile che è successo. Ora chiunque fornisca elementi utili a risalire al responsabile del fatto sarà ricompensato dal partito animalista, che si è schierato in prima linea con la denuncia in procura di fronte all'orribile gesto per cui la legge prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni, come recita l'articolo 544 bis del Codice Penale relativo all'uccisione di animali per crudeltà e senza motivo. Allora, io lo dico chiaramente, spero che venga preso questo bastardo, perché altrimenti non si può definire una persona che fa una cosa del genere. Ovviamente, insomma, gli animali sono animali tra l'altro a cui la gente era
fortemente affezionata perché gli dava da mangiare, era un po' la mascotte della zona. Ho visto Altin impressionato un po' del servizio, forse perché... Ma no, fai bene a dire, sono degli schifosi bastardi, dai, ma come si fa? Ma come si fa a prendere un cigno e decapitarlo? Cioè, qua siamo nella sfera del disagio, ma nel disagio profondo. Io mi auguro che chi, faccio mio l'appello degli amici animalisti, chi ha delle informazioni le dia per cortesia, non per la taglia, perché qui ci mancherebbe altro che dobbiamo condizionare il nostro... svolgere il nostro dovere civico di cittadini onesti ad una taglia che qualcuno ci dà, per carità, però veramente in una città come la nostra uno scempio tale è veramente una cosa indegna. Un brutto episodio, no, Vatta? Sì, sicuro. Tra l'altro qualche giorno prima l'avevo visto in riva al mare con mio padre, almeno credo che fosse lui perché era un cigno solitario, e sicuramente mi unisco a quanto è stato già detto. Poi chi di dovere farà le proprie indagini, analisi, quello che bisogna fare, e speriamo che venga preso. Ecco. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio, parlo qua da Trieste. Ciao Sergio. Ieri ho usato la superstrada praticamente da Santa Croce, la superstrada 202, sì. Prima di arrivare alla galleria di Prosecco è fuori la massicciata. Sapete cosa vuol dire? Con quei camionacci che passano, che ognuno cerca di evitare le buche, e poi insomma manutenzione zero. Perché poi quando ci succede qualche piccolo incidente che prende fuoco qualche auto, l'asfalto si scioglie, non so, verso Santa Croce, verso Orisino, dall'altra parte, ugualmente rimane un buco, nessuno fa niente. Un'altra piccola cosa che penso saprete da tutte le parti, sentirete queste. Abbiamo le strade, le particelle, la Trieste Officina, i paracarri vecchi, roba del 1930, sono tutti coperti da ledera. Ledera, sapete cosa fa? Fa zanzare, lucertole, bisce, fa di tutto. Nessuno toglie un pelo. Poi qua lungo la strada basoviciana, che è diventata una pista di lancio, anche qua le buche non si contano e non si ripara. E se si ripara vengono quelli con gli stradini, gli mettono un po' di sabbia e Dio ciao, basta, è finito. Dico, signori, bisogna fare una buca un momentino di più e mettere l'asfalto caldo. Insomma, non voglio essere di mestiere. Dopo qua sulla Basoviciana o la 202 è uguale, e tutto il fianco della strada tutto pieno di edera fino ai 20 metri, tutto pieno. Questo vuol dire strade abbandonate. Guardate un momentino la vicina Repubblica, qua Cesana non ha un pezzo di nylon, non ha un'edera a 10 metri. Questo vuol dire abbandonare le strade. E siamo leggermente, parliamo solo di telecabine, però non parliamo delle cose in questo momento attuali, importanti. La massicciata di Prosecco, ben provi ad andare a vedere. D'accordo, vi saluto, statemi bene. Ciao, grazie, ciao. Grazie per l'intervento. Vatta, manutenzione strada. Grazie, è un problema diciamo pluriennale, nel senso che la manutenzione delle strade di marciapiedi è un discorso aperto penso da anni. Viene fatto tanto annualmente, diciamo, per quanto riguarda la manutenzione. Poi sicuramente Trieste c'ha chilometri, quindi coprire, riuscire ad andare a intervenire su tutte le strade, tutte le vie è complicato. Un dubbio può sorgere probabilmente sulla qualità dei lavori, nel senso le ditte che vanno ad operare magari, almeno per questo mi hanno raccontato persone più esperte, più âgée di me, quando se ne occupava diciamo direttamente il comune, o comunque c'erano dei dipendenti che facevano strade, lavori del genere, magari si lavorava meglio, perché si andava a raschiare l'asfalto e se ne rifacevano nuovo. Adesso spesso e volentieri appunto si mette semplicemente una toppa, cosa che comunque nel breve tempo risolve il problema, però a lungo termine il problema persiste e qualche volta anche peggiora. Poi sicuramente il passaggio dei camion non aiuta l'asfalto a reggere. Ecco, di tema strade parleremo anche poi dopo le 9 con l'assessore comunale Babuda, che tra l'altro ha competenze in materia per quelle che sono le strade
su cui il Comune può intervenire. Ovviamente non è il caso, per esempio, della grande viabilità. Prego, Alti. Sì, su questo io capisco quello che il consigliere Vatta sta dicendo, ma santa pazienza è l'amministrazione comunale che in questo momento è governata da una maggioranza in centrodestra che si deve occupare di questo. Se ci sono delle aziende che si stanno occupando di lavori, perché potremmo parlare di lavori molto piccoli, coprire una buca, ma potremmo parlare di lavori molto grandi, e non menziono alcuni dei cantieri che stanno a cuore ai triestini. Ecco, però se queste aziende effettivamente non sono in grado di fare il loro dovere, come talvolta lo stesso sindaco ha avuto modo di dichiarare anche pubblicamente, non vedo perché l'amministrazione comunale non si attivi, perché quello che non funziona va evidentemente cambiato. Per quanto riguarda poi la manutenzione delle strade, faccio presente al telespettatore che a più riprese consiglieri circoscrizionali della lista Russo Punto Franco hanno trasmesso delle segnalazioni all'indirizzo dell'ufficio strade, io stesso ne ho mandate alcune e come risposta è arrivata una lettera alle circoscrizioni a firma Savino e a firma Lodi lamentando l'eccessiva quantità di richieste e di segnalazioni che facevamo e richiedendo che ci siano i presidenti di circoscrizioni che diventino dei filtri per le segnalazioni che arrivano al territorio. E io questo lo trovo inaccettabile perché degli uffici che non sono in grado di raccogliere segnalazioni e come ufficio filtrarle, selezionarle e capire come operare, sono degli uffici che devono essere aiutati, devono essere potenziati. Non è che si deve mandare una lettera a chi ha un ruolo di rappresentante dei cittadini e dire manda meno segnalazioni. Questo non funziona. E poi, visto che abbiamo citato l'assessore Savino, vorremmo sapere qual è la politica che l'assessore Savino intende porre in essere per gli enti del decentramento, perché è evidente che su questioni come queste non si può convocarci un consiglio comunale, però le circoscrizioni potrebbero avere un ruolo importante. Se a loro fosse affidato in maniera istituzionalizzata il presidio del territorio, la raccolta delle segnalazioni, i piccoli guasti, le piccole manutenzioni, anche dando loro un budget di spesa per poter intervenire, questo sarebbe un passo avanti. Comunque noi le segnalazioni cercheremo sempre di farle. Allora, ancora una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sentiamo se c'è l'amico o l'amica. Pronto? Buongiorno. Allora, intanto chiedo alla regia, se possibile, il mio amico Guido Indri in regia, se ha la possibilità di fare refresh sulla nostra scaletta, perché siccome da inizio puntata che c'è nell'aria questo tema galleria, a questo punto apriamolo e via, perché insomma su questo tema insomma hanno fatto un po' melina prima entrambi, allora apriamolo, perché volevo andare a vedere, così ci rilancia il tema, un estrattino dello speciale del nostro vice direttore Avarino con il sindaco di Piazza in galleria una settimana fa, quindi ovviamente i lavori saranno sicuramente avanzati visto che è arrivato il materiale e io direi che insomma dal mio punto di vista probabilmente a fine mese la galleria riapre, questa però la dico io, non è detto che sia giusta, ma così a naso insomma non ci vuole ancora moltissimo. Rivediamo questo passo dello specialino in galleria. Questo è il rivestimento appunto che viene messo tutto attorno alla volta. Che è ignifugo, naturalmente è ignifugo e vedete. Allora cominciamo a dare un'occhiata oggi a questa galleria, tanto perché tutti parlano, ma poi bisogna anche fare. Ma è tanto tempo, sì, ma tanto per dirvi, vi farò vedere che abbiamo tirato 20 km di cavi da 5 centimetri. E le famose luci appunto che saranno lungo tutto il percorso sono queste. No, ecco, tanto per dirti. Stanno continuando in questo momento a montarle. Lungo il percorso del New Jersey stiamo montando queste luci, le vedi, che saranno anche una cosa molto simpatica, nel senso che quando entrerai in galleria avrai proprio una guida. Qui siamo nella parte finale, quasi Piazza Foraggi. Attenzione. Qua c'è una goccia. Ecco, qua c'è la goccia. Questi sono i metri, girati. Antonio, guarda, da qua a là sono i metri che mancano, che sono circa 80-90 metri. Adesso devono prendere quei pezzi là e li mettono in un'unica soluzione a fianco e come vedete qua c'è l'acqua, no, che viene giù. In cui, come vedete, stanno per applicare uno dei pannelli a protezione delle infiltrazioni. I tasselli
che vengono fissati dentro e poi tengono la copertura, li vedi? Questi poi si allargano, vedi quando poi li battono col martello si allargano. Quindi una volta che hanno trapanato avvitano, mantenendo anche uno spessore che inseriscono dietro ognuno di questi pannelli, perché appunto ci sia la possibilità per le gocce di scorrere e finire nelle canalette. Da quando siamo qui circa 10 minuti questo pannello ulteriore, quindi 1 metro almeno, è stato pienamente installato. Fra 3 pannelli abbiamo finito la parte verso Piazza Foraggi, dopo manca questa a destra, vedi? Però vedi, ogni pannello si va avanti in maniera abbastanza veloce. Allora, così mi sa che abbiamo riacceso il dibattito. Vatta era colpito dal nostro sindaco di piazza, che come sempre quando va nei cantieri, insomma, diventa un po' il protagonista della situazione. Però direi che a questo punto ci siamo, insomma, Vatta. No, sì, scusa, scusami, stamattina ognuno fa la sua, manca solo Alti. Allora, a Di Piazza che evidentemente è simpatico, no? Altrimenti non sarebbe stato così votato. Di Piazza è un tipo simpatico, riesce a venderti qualsiasi cosa, è il suo mestiere. Riesce a venderti come una roba avveniristica che stanno con dei chiodi fissando dei pannelli grondaia sulla galleria. Cioè, incredibile, lui adesso riuscirà con questa storia che da 100 anni nessuno la toccava, è arrivato lui e ha sistemato la galleria, passerà la storia per quello che praticamente l'ha costruita quella galleria. Cioè, io non riesco a capire come, al netto delle grandi sue capacità di venditore e di comunicatore, io non riesco a capire come la gente ancora continua a farsi prendere per il naso. Questa galleria è chiusa da mesi e mesi, con date di riapertura continuamente posticipate. E come stiamo risolvendo il problema della famosa iozza, che qualcuno mi ha detto che mancherà la iozza, con i pannelli grondaia. Insomma, francamente, cioè, io non parlerei di un grande trionfo, di un grande successo, io parlerei di una toppa che è stata messa a un progetto che si è rivelato inadeguato. Vatta, sulla galleria che insomma a breve rivedremo alla luce. Sì, Di Piazza è stato votato così tante volte perché sicuramente è simpatico, alla mano, è disponibile, ma anche perché è un bravo sindaco e negli anni ha sempre dimostrato di fare piuttosto che parlare. E poi quelli più esperti di me in politica mi hanno ricordato che nella giunta Cosolini si era provato anche ad aprire il cantiere per la galleria di Piazza Foraggi, cosa che però non è stata fatta perché non sono riusciti neanche a far partire la gara d'appalto. E poi io penso che, l'ho detto anche ieri sera a Ring, credo che se ci fosse stato sindaco di Piazza, sindaco Russo, sindaco La Terza o sindaco Vatta, la situazione non cambiava, nel senso che ci sono delle responsabilità ma non delle colpe, perché un'amministrazione, la politica dà un indirizzo, poi sull'andamento dei lavori non si è direttamente responsabili, perché mentre si lavora vengono fuori dei problemi inaspettati, o comunque la goccia sapevano tutti che c'era, poi sono state scoperte delle perdite notevoli dal monte durante l'andamento dei lavori. Quindi è un po' difficile da pronosticare. Poi io non sono tipo da fare grandi annunci roboanti su date e altro, dico semplicemente che il lavoro per fortuna è stato fatto appunto dopo decenni di immobilismo amministrativo e la galleria presto sarà pronta, non si sa la data, non voglio sparare date, però sicuramente i triestini sono stufi e fanno bene a esserne stufi, perché comunque da più di un anno che si aspetta la fine dei lavori, però diciamo che è sempre meglio andare a operare e poi non avere problemi per 50, 60, 100 anni, piuttosto che non far niente e aspettare che succeda qualcosa, che cada una manna dal cielo. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Carissimo, prego. Sono Luciano. Ciao. Volevo Luciano. segnalare che in piazza Oberdan c'è una bandiera italiana lì sulla torre. Guardatela.
manca quasi tutto il rosso. È brutto da vedere, una brutta immagine. E poi volevo chiedere come sono, se andranno avanti questi lavori in strada del Friuli dove c'è il semaforo. Grazie e buona giornata. Strada del Friuli dove c'è il semaforo, si tratta di quella parte di cedimento Sì, ma strutturale? è un anno che è fermo. Guardi, abbiamo Michele Babuder tra 10 minuti, assessore all'urbanistica, chissà che non ci dia qualche aggiornamento, anzi se ci sono altre domande del genere sicuramente verranno convogliate in quella parte di trasmissione. Per la bandiera... Piscianzi, quindi segniamo strada del Friuli, Piscianzi, sarà contento Babuder. Vabbè, strada del Friuli e Piscianzi, così mi sa che già dietro le quinte magari si prepara proprio su questi due temi. Chiedo, ribadendo, siccome ho con me dei consiglieri comunali comunque al primo mandato e che rappresentano comunque la fascia giovane della città, faccio una domanda un po' diversa al team. Cosa trovate in Consiglio Comunale che l'ha, diciamo così, soddisfatta dal punto di vista della possibilità di rappresentare la sua parte politica e cosa invece come dire, non vale, dà fastidio, cambierebbe in questa modalità in cui sono organizzate le istituzioni della politica comunale triestina, le commissioni? Perché insomma parliamo di tanti temi, ma è giusto anche ai consiglieri più giovani chiedere come cambierebbero proprio l'operato quotidiano, no? nel loro ruolo nelle assemblee. Ma sai cosa salvo di questa esperienza del Consiglio Comunale? Salvo la relazione e il rapporto umano. Questo va salvato e preservato, nel senso che a telecamere spente, a microfoni spenti, quando il dibattito finisce, vi assicuro che le posizioni sono molto diverse. In realtà sono molto più vicine le posizioni di maggioranza e opposizione rispetto a quanto i vari esponenti non diano a vedere quando i microfoni sono accesi. Questa mancanza di dialogo, no? che crea grandissime problematiche, perché nessuno può come dire, acconsentire da un certo punto di vista a una proposta che l'altro fa, pena il venir meno di una propria dignità o forse di un proprio sostegno elettorale. Abbiamo discusso della statua per Margherita A, che secondo me questo è stato proprio l'emblema di una discussione basata sul nulla, su una proposta assolutamente innocente che aveva fatto l'amica Pucci, ma che dal mio punto di vista non è andata a buon fine semplicemente perché l'aveva proposta la Pucci del Partito Democratico, no? Questo secondo me blocca molto il Consiglio. E poi ti devo dire che il Consiglio Comunale è svuotato delle prerogative di indirizzo che un tempo, mi viene raccontato, aveva. Noi ci troviamo in Consiglio Comunale solo quando c'è da dare l'ok a qualche delibera assessorile e poi quando è il momento di trattare le mozioni. Fa piacere che Vatta presenti una mozione, ma chissà quando la tratteremo, a meno che non gli danno l'urgenza i suoi della maggioranza. Cioè, un Consiglio Comunale che non tratta mozioni, ma che Consiglio Comunale è? Quindi se mi stai chiedendo se sono soddisfatto dell'esperienza, il bilancio in questo momento è negativo. E io mi spendo e cerco di dare una mano alle persone che mi fanno delle segnalazioni, cerco di dare nel mio veramente piccolissimo una risposta, ma posso dirti che se si impostasse il lavoro del Consiglio Comunale in un altro modo avremmo ben altri risultati. Vatta, anche dal suo punto di vista, diciamo così, chiaramente di consigliere di maggioranza, però insomma di altra persona che insomma è all'opera e in contatto quotidiano con i cittadini. Poi. Sì, diciamo che i risvolti positivi della mia attività politica in questo momento sono numerosi, nel senso che essere eletto a 20 anni in Consiglio Comunale a Trieste è un peso non da poco, perché comunque ci sono tantissime richieste, tantissimi dubbi che i miei coetanei, i miei amici hanno. Ricordo sempre che una buona parte di chi mi ha votato ha fatto anche voto disgiunto, quindi non ricevo solo voti da una certa parte politica, quindi sicuramente a livello comunale e cittadino le preferenze vanno sul candidato appunto e non spesso, esatto, spesso e volentieri vanno sul candidato e non necessariamente sulla parte politica, però diciamo il fare qualcosa per la mia città, per dove vivo,
anche da un punto di vista più giovane, perché comunque... Ecco, ma cosa chiedono i giovani? Sì, questo è una cosa che un po' nel primo anno soprattutto mi sono trovato un po' in difficoltà, perché sono entrato in consiglio comunale comunque con delle mie prerogative, delle richieste che mi vengono fatte da tempo, cioè sul discorso della movida, delle discoteche, di riaprire le discoteche a Trieste, perché sappiamo per esempio che in questo momento c'è poca roba a Trieste per ballare. Poi ovviamente a livello comunale ben poco si può fare, perché il comune non può aprire una discoteca, non è un'impresa, e quindi diciamo che si può agire da quel punto di vista solo sul regolamento della movida. Poi in ambito sportivo, per esempio con la proposta c'è l'idea da anni del terrapieno di Barcola. Io anche avevo proposto appunto una specie di cittadella dello sport plurisportiva, polifunzionale, con un'arena multifunzionale, polifunzionale, per ospitare sia concerti che eventi all'aperto, quindi andando anche un po' incontro alla parte più ludica e mondana della città, dei giovani. Quindi diciamo sport, giovani, divertimento, però anche diciamo la buona amministrazione quotidiana, che possono essere strade, che possono essere delle delibere rispetto alla sistemazione di alcuni quartieri e altro. E quindi sì, la parte positiva è sicuramente occuparmi della mia città da un punto di vista probabilmente anche diverso, perché comunque ricordiamo che il sindaco di Piazza è al quarto mandato, quindi... Ce lo ricordiamo. Sì, è il quarto mandato, quindi anche questa area un po' più fresca, frizzante, più giovanile, può solo che far bene, credo. Invece appunto, sui risvolti negativi, sì, diciamo, il primo periodo era un po' sofferto, patito, perché anche non avendo prima esperienza circoscrizionale né esperienza politica, perché non ho mai avuto tessera di partito prima del 2021, diciamo che l'ho sofferta un po', perché ti butti in un mondo, diciamo un mare di squali, nel senso che c'è gente veramente navigata da 10, 20, 30 anni nelle amministrazioni, nelle istituzioni, quindi credo che non sono l'unico, anche quelli un po' più avanti d'età hanno avuto un po' di difficoltà all'inizio. Ecco. Allora, non so se c'è ancora quella telefonata che vedevo, mi pare di no, se no mi sembrava giusto comunque accoglierla. Allora, io faccio così, ringrazio Stefano Vatta di Fratelli d'Italia, Paolo Altin della lista Russo.Franco per essere stati con noi, per aver dialogato qui a Sveglia Trieste. Vi ricordo tra poco con noi l'assessore all'urbanistica Michele Babuder per tutte le domande in merito, insomma, prenotatevi al telefono che poi sentiamo tutte le vostre esigenze. Tra poco a Sveglia Trieste. Buona giornata. Bentrovati a Sveglia Trieste. Come promesso, l'assessore all'urbanistica Michele Babuder con noi questa mattina, che ringrazio per essere arrivato tempestivamente in giornata, insomma, di lavoro intenso, perché è iniziata, insomma, bella tosta. Insomma. Abbiamo avuto buongiorno innanzitutto, abbiamo avuto la benedizione dell'acqua tra gli scavi, che sono diventati, guarda, anche famosi e noti a livello turistico, perché veramente ieri mi raccontava una signora che lavora in via Cassa di Risparmio, mi ha detto oggi c'era un turista italiano con il piccolo aperto, vedeva degli scavi e chiedeva dove sono questi scavi, per cui ho detto ieri in realtà abbiamo dato una visibilità, un intervento sì assolutamente di grande portata, ma per fortuna anche risolto celermente. Ieri mi è stato detto, assicurato da Cegas, APS e AMGA, che avrebbero provveduto anche già oggi in giornata al tombamento di tutto, e quindi dalla prossima settimana immagino anche con le asfaltature. Ecco. Poi in realtà giornate toste, io ti ringrazio, ma insomma anche vissute con entusiasmo, perché è quello che mi contraddistingue, con la volontà di un confronto diretto, io ho sempre detto, con i consiglieri, con i colleghi del Consiglio, ma anche con gli enti decentrati, tant'è che nelle ultime 2 settimane, da quando sono assessore,
ho inteso partecipare a 3 riunioni di commissioni di circoscrizioni proprio per cercare di avere il polso della situazione, di quelle che sono anche le richieste dei consiglieri circoscrizionali, che mi sembra opportuno ascoltare. Avendolo fatto anch'io per 10 anni, ho intendimento ovviamente di tenere in considerazione quelle che sono le loro necessità, anche, aggiungo, per evitare quello che può essere un aggravio di lavoro per gli uffici tecnici nel momento in cui ricevono decine e decine di mozioni, di segnalazioni. Credo che la parte politica abbia, almeno il sottoscritto, il dovere di presentarsi, magari anche senza coinvolgere tutti gli uffici tecnici, e di saper confrontarsi con un consiglio circoscrizionale che legittimamente avanza delle richieste, delle proposte, e che possono essere tenute in considerazione relativamente in considerazione di quelle che sono le disponibilità finanziarie dell'ente. Ecco. Certo. Allora, poi sentiremo le telefonate, chi chiamerà eventualmente per segnalazioni ed altro. Ce ne sono arrivate 2 prima, sui lavori in strada del Friuli in corso, sì, e sui lavori a Piscianzi che, come dire, ahimè, hanno messo ovviamente in difficoltà i residenti. Lì ovviamente si tratta di un'area che complessivamente, cioè tutto quel territorio, ha degli evidenti problemi anche legati alla questione idrogeologica, problemi che si rivedono nel tempo con una certa frequenza e che ovviamente preoccupano chi vive in quella parte di Costone. Io ho avuto un incontro già la scorsa settimana, ovviamente con il direttore del servizio strade e con tutti gli uffici, come è normale che sia. In particolare su Piscianzi, che so stare a cuore peraltro nella circoscrizione che ho vissuto anch'io negli anni precedenti, entro il 30 di giugno dovrebbe essere verrà presentato il progetto per la realizzazione dell'intervento, con fondi stanziati dalla Regione e con progettazione esterna al Comune, ma demandata dal Comune, per cui che è in corso, e con lavori che verranno affidati dal Comune stesso. Non mi sento di dare tantomeno delle tempistiche, so che le tempistiche per la realizzazione degli interventi sono state dettate e condivise con la Regione, sulla base ovviamente delle progettualità, per cui entro il 30 di giugno ci sarà il progetto, dopodiché si passerà alla validazione e all'affidamento in gara. Non vi nascondo che non avremo a luglio l'intervento già realizzato, ma non è assolutamente in stallo. Idem e stessa cosa, perché il procedimento sarà lo stesso, riguarda Strada del Friuli nella parte sotto Contovello, chiedo scusa, dove verrà ripristinato ovviamente il senso doppio, ma con le medesime modalità di intervento. C'è una telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno. Scusi la seconda telefonata. Prego, Visintin. Sì, è cambiato l'ospite, che saluto cordialmente. L'amico assessore Michele Babuda, sono Claudio Visintin. Caro Michele, non è una sviolinata, ma esprimo la mia contentezza e dico che mai assessorato più meritato dopo anni di gavetta, e che bene hai operato come consigliere prima circoscrizionale e poi comunale, fino a essere stato riconosciuto il tuo grande lavoro. Detto questo, so che è compito del neo assessore, e mi riferisco ai mancati parcheggi all'inizio del parco di Miramare, che è il vero elemento trainante della nostra crescita turistica. Ecco, caro Michele, come intendi risolvere il non facile problema, perché so che quella zona è molto densa. Infine riporto il discorso sulla sanità, sul problema drammatico dei medici che se ne vogliono andare e come ho detto prima spero se ne parli in Consiglio Comunale. Grazie per l'attenzione, per la tua cortese risposta, e porto un saluto a papà Ezio anche da parte di mia moglie Graziella. Buon lavoro. Grazie all'amico Claudio Visintin. Parcheggi Miramare, tema sollevato tra l'altro anche di recente con la direttrice del parco e del museo, che tra l'altro spera in futuro di avere, non so come chiamarlo, l'accesso nord, perché è in fase di progettazione, l'ascensore da Grignano, detto che anche a Grignano non è che ci siano
una quantità di parcheggi straordinaria. Mi si lasci ringraziare Claudio e la signora Graziella, ovviamente riporterò i loro cari e affettuosi saluti anche al babbo. Io ho fatto da subito una chiara panoramica di quelle che sono le mie deleghe. Ritengo che il mancato intervento comune e privati nell'ambito della Villa Hausbrand, che riguardava sopra il parcheggio di Miramare, quindi l'accesso subito dopo dalla costiera delle gallerie, che è sfumato nella sua concretezza, credo che sia stata un'occasione persa ed è intendimento del sottoscritto ritornarci, perché quella zona, una zona così turistica, una delle più visitate in Italia, se non la più visitata in Italia, non può ovviamente patire una carenza assoluta di parcheggi, perché è vero, dobbiamo cercare di avere rispetto dell'ambiente, cercare collegamenti alternativi, ma dobbiamo anche avere la capacità e la progettualità di una visione futura della città che è evidente sta cambiando sia negli afflussi, sta cambiando in quelli che sono i movimenti di traffico negli assi cittadini, spesso purtroppo rimaniamo imbottigliati, è evidente che c'è una carenza, magari anche un sovrautilizzo di macchina e di utilizzo del mezzo privato in città, ma c'è una carenza di parcheggi, l'ho detto fin da subito. Un conto è la progettualità di ampio respiro che verrà realizzata attraverso un project financing in Portovecchio, quindi un parcheggio multipiano, ma non sono opere che si realizzano nell'immediato, tanto quanto non si realizzerà nell'immediato quella di Miramare, ma è assolutamente necessario pensarci adesso per non rimanere imbottigliati nei prossimi anni e poi perdere anche quella che è un'attrattività turistica della nostra città. Tanto quanto però ritengo si possano anche sviluppare ulteriormente dei collegamenti via mare verso proprio le zone turistiche, verso la città, perlomeno nei periodi di stagionalità e di afflusso maggiore da aprile a settembre, in concomitanza ovviamente con quelli che sono i servizi che vengono garantiti. Mi rendo conto che è un tema che va affrontato anche con la Regione, trattandosi di trasporto pubblico locale, e anche con gli imprenditori del territorio che ovviamente devono mettere a servizio le proprie imbarcazioni in un progetto che non è un affidamento diretto, ma deve fare parte di una concertazione, di una gara a livello regionale. Su questi due punti, tanto quanto sull'intervento che è previsto sia a Grignano sia anche nel piazzale di 11 settembre da parte della Regione per un rifacimento del piazzale, e come è noto ormai ne parliamo da quasi 10 anni, del rifacimento anche di tutte quelle che sono le isole, i cubetti, diciamo la riqualificazione della parte sottostante il castello di Miramare. Sono tutti interventi che verranno fatti dalla Regione e che sono stati in qualche maniera richiesti dopo l'estate anche dalla stessa soprintendenza. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono in linea? Sì, parli pure. Allora, sono Giancarlo, saluto a lei, saluto il mio assessore Babugar, di cui ho conosciuto bene il padre tanti anni fa quando eravamo militari nella Marina Militare. Allora, io segnalo le condizioni in cui si trova il giardino pubblico Muzio dei Tommasini, l'aiuola di Domenico Rossetti, con il verde molto degradato, e lo stagno, che è un pantano. Non so se il verde pubblico ricade sotto le deleghe dell'attuale assessore Michele Babugar. Anche quello, signor Giancarlo. Bene. La prego di provvedere quando potrà. Quando io ero dipendente del verde pubblico, tanti anni fa, una volta all'anno si recuperavano i pesci, si recuperavano le anatre, quei piccoli, quelli che erano sopravvissuti, ecco, e si svuotava e si puliva, ed era sempre un bel vedere, ecco. Tutto qui, la ringrazio, le faccio gli auguri di buon lavoro e saluto anche il conduttore. Grazie l'amico per risposta. Grazie per la segnalazione. Quindi giardino pubblico Muzio de Tommasini. Grazie anche per la pacatezza della segnalazione. Io non ho la presunzione di dire che adesso riuscirò a mettere a posto tutto, ovviamente anche
con il supporto dei colleghi di giunta, dei consiglieri, di tutti, e anche se non altro dei cittadini che per anni mi hanno segnalato delle necessità. Ho però la ferma convinzione di aver dettato, compatibilmente con quelle che sono le mie deleghe, delle linee agli uffici. Mi trovo adesso, ci troveremo a operare ovviamente con delle risorse che sono state stanziate nel bilancio precedente, ma adesso abbiamo l'occasione prossimamente, nel prossimo mese, di fare, passatemi il termine informale, una distribuzione di quello che è l'avanzo di esercizio 22, pertanto ho chiesto all'assessore Bertoli e ai colleghi, congiuntamente agli uffici, di non far mancare le risorse in aumento proprio per la manutenzione del verde, di modo tale che gli stanziamenti inseriti in questa variazione possano e debbano essere spesi, oltre che progettati, ma spesi e realizzati gli interventi entro il 2023, perché questo è quello che ci viene richiesto. La direttrice, l'architetto Iammarino, ha chiesto uno stanziamento di 250.000 euro, io ho cercato di condividere con l'assessore Bertoli di riportarlo fino a 350, tanto quanto ho chiesto che nei giardini, compatibilmente con quelle che sono le risorse attualmente a disposizione, si faccia un'analisi un po' più ampia di quelli che sono i servizi finora prestati. In una riunione che ho avuto proprio con tutto l'ufficio di 8 persone, che in questo momento peraltro può beneficiare anche di nuove figure, perché per fortuna con i nuovi concorsi abbiamo ottenuto, se non ricordo male, sono 3 le nuove figure professionali che sono state inserite, peraltro anche con uno spirito giovanile, che hanno voglia di fare, mi fa molto piacere. Pertanto dico, ho chiesto una panoramica di quelle che sono le situazioni ovviamente di maggiori richieste. Alcune mi sono più note, come Villa Revoltella, come Villa Engelman, dove recentemente siamo andati a inaugurare un'area cani, ma che ha bisogno di altri interventi strutturali sulle parti edili, le gloriette che sento nominare da 7 anni, tanto quanto interventi al Parco di Revoltella, che è bellissimo nella parte sotto. Purtroppo rimangono delle questioni invece che riguardano la serra, che non è di diretta competenza dello scrivente, ma anche la scarpata sotto, che potrebbero beneficiare di un intervento maggiore. Ieri ho visto Piazza Venezia, in cui ci sono ormai dei tratti in cui la vegetazione non c'è più, gli arbusti non ci sono più, ritorno sul giardino di Via Boccaccio, ma anche Piazza Libertà. A me piacerebbe che Piazza Libertà, compatibilmente con quelle che sono le esigenze attuali, torni ad essere un giardino, e quindi mi impegnerò affinché le aree verdi siano aree verdi. Non c'è assolutamente nessun intendimento persecutorio nei confronti di alcuno, ma la volontà invece è il dovere di garantire che il biglietto da visita della nostra città non sia trascurato e tralasciato perché le condizioni non consentono di intervenire. Ieri sera ho risposto a una segnalazione proprio del referente del direttore del servizio verde, che mi informa delle numerose richieste affinché venga allevato un gioco in via Boccaccio per i bambini, una casetta dove all'interno vanno a dormire delle persone. Ecco, la mia ferma risposta è stata: noi abbiamo il dovere di garantire ai bambini la possibilità di giocare, e non devo arrendermi perché delle persone adulte ne fanno un uso non consono, mettendo peraltro a repentaglio magari la salute per la sanificazione, quelle che sono ovviamente le incertezze sul stato sanitario di chi invece va a frequentarla di notte. Quindi a ciascuno faccia il proprio compito. La polizia locale, nonostante le difficoltà, io prego di seguire quelli che sono i loro compiti, quindi, ma non dico tanto sanzionatori, perché purtroppo la sanzione serve a poco, ma a vigilare su quelli che sono i nostri strumenti. Al contempo ho chiesto che nel nostro servizio venga predisposto un appalto per la pulizia, che al momento non c'è, tanto quanto per pulire le scritte indecorose che spesso vediamo sui giochi dei bambini che vengono riprese. Poi, se potremmo studiare anche nuovi strumenti o nuovi prodotti per evitare che si possa lordare
causa l'inciviltà di qualcuno, il gioco di un bambino è altro discorso, ma l'amministrazione comunale deve avere un piccolo appalto per poter intervenire celermente in quelli che sono le necessità di pulizia, non certamente di levare un gioco ai bimbi. Allora, se c'è ancora la telefonata che era in attesa, la sentiamo e poi andiamo in pubblicità, altrimenti andiamo in pubblicità subito. Non volevo far attendere troppo il telespettatore, ditemi dalla regia qual è la situazione, mi pare non ci sia, allora andiamo in pubblicità. C'è? C'è, proviamo. Pronto? Pronto, buongiorno? No, ok, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi l'assessore comunale all'urbanistica Michele Babuder, già subito tante chiamate per diversi, diciamo così, problemi, segnalazioni, questioni di strade, di verde pubblico. Faccio una domanda, anzi riporto una considerazione che facevamo prima. È evidente in questo momento che Trieste sta diventando sempre più città turistica, è evidente che ci sono il tema dei parcheggi, della viabilità, ma è anche il tema che l'amministrazione comunale deve pensare anche a un futuro che traguardi i prossimi 5-10 anni, di come si trasformerà la città. Ecco, chiedo a Michele Babuder, l'assessore Babuder, che idea ha, perché è vero, come dire, che servono dei parcheggi, Federalberghi ha chiesto quelli per i pullman, l'assessore al bilancio Bertoli ha parlato qualche settimana fa dell'ipotesi anche Portovecchio di allargamento. Poi però, come dire, c'è un futuro strutturale da pensare, altre città hanno una conformazione geografica in cui chiudi il centro e ci giri attorno, a Trieste è tutto un po' più complicato. Non so se vogliamo sentire prima il telespettatore, povero. Sentiamo l'amico e poi rispondiamo anche a questo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Buongiorno, volevo fare una segnalazione al signor Babuder. Io abito a Roiano, all'altezza di Viale Miramare Largo Roiano, quindi sopra il semaforo, quindi una panoramica del Viale Miramare a 360 gradi. Io ho già segnalato parecchie volte la pericolosità della velocità delle macchine, specie nel tratto pedonale dove ci sono le strisce a metà tra Largo Roiano e la stazione, a metà ci sono delle strisce pericolosissime che regolarmente, anche l'altra settimana c'era un altro incidente. Qui corrono in maniera pazzesca, spesso trovando il verde qui sotto Roiano, proseguono senza... Ecco, il discorso che mi era sembrato di capire è che si è intenzionati a mettere degli autovelox in Viale Miramare, però il discorso da metterlo sarebbe molto prima delle strisce pedonali nel caso non venissero tolte, perché quelle strisce sono pericolosissime. Anche perché dopo l'autovelox c'è. Sì, prima non è mai in funzione, ma a quel punto, in quella posizione, hanno già rallentato perché c'è il semaforo. Chiaro. Non serve a niente quell'autovelox. L'autovelox doveva essere messo prima di quelle strisce pericolosissime pedonali che sono a metà del Viale Miramare, perché lì ho visto scene veramente, io vado molto a piedi e le posso garantire che lì non attraverso mai perché è pericolosissimo e corrono, naturalmente tanto più. Ecco, io ho già segnalato questo alla Savino, ma mi sembra che va bene. sia... Bene, io segnalo questo, la pericolosità di Viale Miramare. A lei, grazie signora, grazie. Prego Babuder. Conosco bene tutti e tre gli attraversamenti che vanno dal cavalcavia di Barcola a un altro molto pericoloso e che proprio di recente, negli ultimi 3 mesi, credo in qualche maniera già da consigliere sono riuscito nel minimo e con il supporto degli uffici a migliorare sia nell'illuminazione sia eliminando i parcheggi che erano a ridosso, parcheggi autovetture che erano a ridosso dell'attraversamento e creando invece degli stalli per i motorini che lasciano maggiore visibilità, arretando peraltro anche la batteria di cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Quell'attraversamento, come quello immediatamente successivo di fronte al civico, se non ricordo male il 65, che è quello dell'uscita della polizia, dell'ex deposito della polizia locale, e quello segnalato dalla signora sotto il giardino Leonor Fini, se non ricordo male, di via Boccaccio, saranno oggetto proprio di un prossimo intervento di messa in sicurezza. Non so se già riusciremo ad assicurarlo in questa prima stagionalità o nel secondo periodo dell'anno. Questo è quello del giardino Leonor Fini, questo è quello del giardino di via Boccaccio,
quello è sopra il giardino di cui parlavo, della casetta in cui ci sono delle persone che dormono e che non ho nessuna intenzione di levare. Comunque quell'attraversamento, quello prima di Viale Miramare, altezza ex deposito, e anche quello in prossimità del cavalcavia saranno oggetto di una revisione ovviamente molto più sostanziale che non solo l'illuminazione o lo spostamento dei cassonetti e delle disposizioni delle autovetture, anche perché in quel tratto poi non ci sono autovetture tra Roiano e la stazione. Bene, quindi il tema degli attraversamenti. Parlavamo prima invece del discorso complessivo, città turistica. Insomma, è evidente che la città sta cambiando notevolmente. Sta cambiando notevolmente nei flussi di traffico, nei flussi di attrazione, sta cambiando anche in quelle che sono le nostre quotidianità, cui purtroppo in qualche maniera dobbiamo abituarci, volenti o non volenti, perché credo che possiamo essere tutti contenti che la nostra città benefici di nuovi e grandi flussi di turismo, ma se rimaniamo imbottigliati nel traffico e i turisti vengono qua per poi rimanere nel traffico, credo che rischiamo di perdere la nostra attrattività nel giro di pochi anni, per cui rilevante per me sarà rivedere anche nel corso di questi anni di mandato anche il piano del traffico. Il piano del traffico che deve tenere in considerazione proprio questi che sono i nuovi cambiamenti. Sapete bene che per quanto riguarda l'autorità di sistema portuale è in previsione, ma costruire un parcheggio non è cosa da poco nell'immediato, di costruire il nuovo parco interrato davanti alla stazione marittima, che servirà sì i croceristi, tanto quanto ovviamente chi avrà intendimento di recarsi in città con l'autovettura, levando tutte le macchine dalle rive che saranno deautomobilizzate, passatemi questo termine un po' anche così eccentrico, eclettico, ma che ovviamente deve dare risposte anche poi ai residenti. In qualche maniera nei parcheggi che noi abbiamo realizzato come San Giusto ci sono dei livelli nel multipiano, il primo project che è stato realizzato a Trieste, che ovviamente sono stati acquistati anche da alcuni residenti e quindi hanno sopperito alle mancanze degli edifici storici. La stessa pianificazione potrà essere attuata anche nel park che verrà a essere costruito, ma vediamo che queste necessità si impongono anche quando era notizia di questi giorni l'autorità di sistema, insomma il demanio ha levato i parcheggi vicino al Pedocin. Mi pare di aver visto ieri un intervento anche dell'assessore Lodi che poi ha convenuto con TTP la gestione ovviamente che si prolungava nel tempo in un dialogo di questi mesi. Ovviamente il gestore delle crociere, insomma della crocieristica, ha detto io intanto mi prendo questo pezzo se in attesa non riusciamo a trovare una definizione. Quello è già un intervento immediato, però ci rendiamo conto che il ring ha necessità di queste strutture che non verranno realizzate nell'immediato, ma quella come il Parco di Miramare, dove io vorrei ritornarci, sono fondamentali. Quindi se lei pensa a una revisione del piano del traffico, che ovviamente è un percorso più lungo, eccetera, la sua priorità qual è? Cioè arrivare proprio a quel concetto di un'isola pedonale più larga? Assolutamente sì, perché credo che a Trieste si possa anche visitare quello che il centro ci offre, il centro storico, fino al Castello di San Giusto, piuttosto che le rive e le pedonalizzazioni che abbiamo già avuto verso Piazza Sant'Antonio. Prima ho sentito che mentre venivo qua ricordavate anche via San Nicolò piuttosto che via Cassa di Risparmio. Fino a una quindicina di anni fa erano impensabili le chiusure di quelle strade, in realtà quelli sono diventati i più grandi assi di scorrimento pedonali e apprezzati anche, per cui assolutamente io ritengo necessario creare dei parcheggi contenitori all'esterno, non con la volontà di riempire le macchine nel Porto Vecchio, perché questo è lungi dalla mia volontà, anzi garantire all'interno di quelle che sono le aree del Porto Vecchio, ciascuno con le proprie competenze che sono già state delineate nell'ambito del Consiglio Comunale con la viabilità all'interno del Porto Vecchio, ma anche di concerto con quelli che poi saranno gli interventi pubblici e privati che saranno sotto le mie deleghe. Non già come progetto ma come idea,
l'obiettivo è il ring pedonale. Il ring, però con la creazione ovviamente di strutture di supporto per il ricovero delle autovetture, assolutamente sì. Quando poi entriamo, ho sentito prima la dinamica sul tema cabinovia. Il tema cabinovia è nato, al di là di quelle che sono le sensibilità di ciascuno, è nato con una funzione prevalentemente trasportistica, non turistica. E questi erano stati gli approcci che gli uffici tecnici avevano illustrato ai politici, proprio in base a quelli che sono i flussi. Noi adesso vediamo che Via Commerciale, rifatta pochi anni fa, credo che sia stata rifatta nel 2016, presenta degli avvallamenti pericolosissimi dovuti proprio anche a un eccesso di carico. Strada del Friuli ha dei cedimenti perché era una strada poderale nata ormai 70 anni fa, in cui le abitazioni e gli insediamenti abitativi erano molto meno. Io, volente o nolente, purtroppo o meno, ho visto cambiare quello che è stato, noi abbiamo visto cambiare quello che è l'aspetto e il costone del Carso che va dal mare fino a Montegrisa. Ci sognavamo quegli insediamenti abitativi che ci sono adesso, perché c'erano le casette unifamiliari, prevalentemente pastorali, avevamo i terrazzamenti, adesso nella parte alta i terrazzamenti vengono giù, nelle ulteriori zone ci sono stati degli insediamenti che hanno trasformato legittimamente, per l'amor del cielo, casette unifamiliari in condomini. Via Bruni, molto seccamente, è il caso di dire basta, stop. Lo dico perché mi è capitato di recente, non andavo da qualche mese a Barcola, di vedere a Barcola lavori di come dire, consolidamento a monte. Piscianzi, i problemi idrogeologici, Strada del Friuli, stessa cosa. Cioè è evidente che un po' come Muggia dall'altra parte del Golfo, la zona costiera, e Trieste, la zona sopra Barcola, stanno facendo notare proprio dal punto di vista naturale che quella parte di costa, diciamo di costone, bisogna consolidarla, ma non si può più sfruttarla ulteriormente. Allora, perché viene giù. Se sei stato e hai visto quei cedimenti che ci sono stati con lavori in corso, a monte di un famoso, noto esercizio commerciale di ristorazione, insomma, peraltro privati, ma al di là di questo è evidente che fanno paura, fa paura solo vederlo. Di quegli insediamenti, se tu fai 100 metri più avanti, vedrai l'ultimo che ha abbattuto tutti quegli alberi di fronte, dietro al CEDAS. Io ricordo di aver votato contro, l'unico, se non ricordo male, forse anche il collega polacco votò contro, a un piano, un PAC presentato ovviamente dai privati e che è stato votato in consiglio comunale, presentato però dalla precedente amministrazione di centrosinistra, che ha consentito in quella zona di identificare alcuni lotti di terreno sui quali edificare, e ovviamente in quella finestra temporale non c'è stato molto spazio, parlo ancora nel periodo dell'era Cosolini, per opporsi alla realizzazione di quelle case, tant'è che se il Consiglio Comunale nel 2018, se non ricordo male, o 20, avesse votato contro, saremmo stati anche tutti peraltro passibili di contestazioni da parte del privato, che lì aveva tutto il diritto di costruire. Ma ricordiamocelo che spesso, quando io mi sento dire da un'opposizione di centrosinistra che non teniamo conto di quelle che sono le esigenze del territorio, ricordiamoci bene che quel territorio, chiunque passerà quest'estate a Barcola e non vede più alberi ma vedrà nuove casette costruite, è relativo a delle decisioni politiche assunte urbanistiche nella precedente consigliatura, non da questa, e anzi alla quale questa ha cercato di offrire delle mitigazioni, intervenendo nel merito con coperture verdi, con implementazioni di verde in altre zone, con la creazione di alcuni piccoli parcheggi, anche a beneficio ovviamente con opere di urbanizzazione che vanno a beneficio della collettività. Ma ricordiamoci, ecco perché io dico, quando spesso veniamo attaccati, questa maggioranza viene attaccata sulla su una asserita mancanza di attenzione verso l'ambiente, verso il verde per la cabinovia, ricordiamoci che quello sbancamento e altre numerose opere che sono state edificate su Strada del Friuli, via Bruni, via Perche, sono riconducibili proprio alle decisioni urbanistiche prese in precedenza. Allora, flash la telefonata, mi scuso per il ritardo e poi andiamo in pubblicità, pronto?
Sì, buongiorno a lei, dottor Stabile, buongiorno al suo ospite. Cerco di essere breve, però è importante, io sono Giorgio. Allora, volevo fare un plauso agli operatori dell'Arma dei Carabinieri che sono intervenuti ieri sera. In qualche maniera mi riallaccio a quanto diceva l'assessore Babuder prima, citando Piazza Venezia, il rilancio del turismo della città, eccetera. Allora, brevemente il discorso è questo. Io ieri sera ho avuto la fortuna di poter trascorrere una serata sul lungomare, diciamo all'altezza del Salone degli Incanti, in un ristorante locale. Sì. Sostanzialmente dalle ore 19:30 alle ore 21:30 una persona vagava ed ha provato ad aggredire più persone che erano come noi all'esterno dei ristoranti della zona. Sono intervenuti i carabinieri, prima con una pattuglia, poi con una seconda, infine con una terza, e questo è il punto, nella centralissima, ripeto, Piazza Venezia, quindi di fronte al Salone degli Incanti dove noi accogliamo i turisti, eccetera, eccetera, personaggio straniero e irrilevante la nazionalità che ha, e passatemi la crudezza, ma questo è quello che è successo, ha minacciato di morte noi tutti, ha detto di odiare l'Italia, ha sputato agli operatori dell'Arma in più occasioni, i quali, ripeto, con la loro professionalità sono andati avanti per quasi 2 ore. Okay? Questi personaggi sono il biglietto da visita per la nostra città, non voglio fare demagogia, ma questo è accaduto ieri sera. Dopo quasi 2 ore di intervento, ripeto, ben 2 ore con 6 operatori presenti, alla fine, a fronte dell'ennesima aggressione fisica, è stato caricato in macchina ed è stato portato via. Okay? Mi scusi, quando parla di aggressione fisica, lei intende che ha messo le mani addosso ai clienti dei ristoranti? Allora, ai clienti si è rivolto a più riprese con la frase ci avrebbe impiccato a noi italiani e ci avrebbe ucciso. Agli operatori dell'Arma, uno in particolare, ha rivolto le stesse frasi e ha addirittura sputato, quindi oltre al confronto e al contatto fisico ci sono state delle minacce molto gravi che hanno poi determinato il fatto che il signore è stato immobilizzato a terra ed è stato portato via. Però quello che io volevo dire, iniziamo la stagione, parliamo e lei Stabile più volte si sofferma sul tema della sicurezza in città e proprio di quella zona lì. Ieri sera, ripeto, con famiglie, noi eravamo in famiglia, tranquillamente accomodata all'esterno di un ristorante a godersi la serata, che peraltro era un po' piovosa, abbiamo assistito delle scene di una violenza inaudita nel cuore della città. Ed è questo che io voglio portare all'attenzione. E ripeto, rinnovo il plauso agli operatori dell'Arma. Guardi, la ringrazio intanto per la segnalazione. Incredibile. La ringrazio per la segnalazione, le dico subito che ce ne occuperemo già nei nostri telegiornali dell'ora di pranzo e di sera, perché chiederemo conto ai carabinieri dell'intervento, che mi sembra essere stato anche complesso. La ringrazio, però l'ultima cosa che mi permetterebbe dire, perché ripeto, anch'io sono in qualche misura un operatore della sicurezza, anche se in campo privato, e cerchiamo di dare a questi operatori degli strumenti migliori, perché questi, si capiva, avevano quasi il timore no, di andare oltre quanto fosse loro consentito. Ripeto, siamo in Italia, però, e con questo chiudo, io credo che in qualsiasi altro paese europeo, e non parlo di oltreoceano, parlo dell'Europa, non sarebbero state tollerate per più di 5 minuti scene come quelle che si sono viste ieri sera. Certo. Okay? Quindi grazie. Il contegno dei nostri operatori è veramente lodevole. Grazie a lei. Grazie per la segnalazione, ce ne occuperemo, andiamo in pubblicità e torniamo. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Allora, abbiamo parlato parecchio di strade, c'è un tema da ampliare, perché proprio con l'assessore Babuder ne abbiamo parlato alcuni giorni fa in occasione di Via Mazzini, delle altre segnalazioni che sono arrivate e delle priorità. L'assessore mi aveva anticipato il tema, per esempio, di Via Romagna, che è uno di quelli che sono stati più fortemente attenzionati e sui quali il Comune ha intenzione di agire, da quello che ho capito, nei prossimi mesi. Su Via Romagna, al di là delle attenzioni, ci sono stati recentemente dei lavori di un gestore di telefonia che ha ricoperto parzialmente e non con cubetti l'intervento appena realizzato. Ovviamente ce ne sono di altre segnalazioni in passato, perché è nota la necessità di intervento su quella strada. Contestualmente però sono a conoscenza che
il gestore della rete idrica, e non solo, anche per i sottoservizi di gas, acqua e fognatura, ovviamente interverrà in un prossimo lotto di interventi in quella via, per cui sarebbe inutile adesso mettere qualunque tipo di copertura sopra quella strada. Ritengo che sia invece prioritario proprio intervenire sui sottoservizi prima di giungere a una qualunque tipologia di riasfaltatura. Non vi nascondo che sulla via di Romagna, pur comprendendo la semplicità di un intervento con asfalto anti-skid, ho qualche perplessità, e in realtà le mie stesse perplessità andranno condivise comunque con la soprintendenza, perché ovviamente anche quel manufatto necessita di un parere della soprintendenza nel caso in cui si decidesse di optare per, ritengo sì certo, un asfalto più agevole e più sicuro con l'anti-skid, quindi con la possibilità, con l'ulteriore garanzia di non scivolamento che in alcune zone è già stato adottato, però credo che ci sarebbero delle ripercussioni sia da un punto di vista visivo sia da un punto di vista anche paesaggistico per i residenti. Certo sarà oggetto di un intervento molto più ampio di quelli finora realizzati. Spesso, e soprattutto in questi giorni in cui ho letto, ho visto di tutto sui social, ormai tendo a non guardarli perché le segnalazioni il più delle volte vengono fatte più sui social piuttosto che ai diretti interessati. Uno pubblica la foto del buco piuttosto che fare il 36 11 11 e chiamare la polizia locale per segnalare il buco. Io credo che ci siano dei canali ufficiali, continuo a dirlo, per segnalare al comune che deve dare risposta attraverso le mail del servizio strade, attraverso l'URP del centralino, attraverso dei canali informativi diretti con gli uffici, affinché poi quelle problematiche non vengano risolte perché c'è un aiuto di turno, bensì perché c'è una struttura che prende visione di quelle che sono le necessità e ovviamente ne tiene in considerazione anche in termini successivi. Se noi facciamo pulire dal consigliere una via e un cassonetto giusto perché è arrivata una segnalazione, se non la mandiamo in maniera corretta, quel cassonetto continuerà a essere riempito sempre o mal svuotato da un gestore che ovviamente avrà una segnalazione solo parziale. Detto questo, parlavamo delle reti, dell'ammodernamento delle reti idriche in concomitanza all'evento che è successo in Piazza della Repubblica, via Mazzini. Quella condotta parte da Greta, ad esempio. Sfido chiunque a fare un ammodernamento complessivo e immediato contestuale tra Greta e via Mazzini, attraversando tutta la città, per cui il confronto con il gestore sugli ammodernamenti necessari è continuo. Come primo approccio credo che quello di via Romagna sia essenziale. E spero, visto che prima è stato trattato il tema, l'ha anticipato anche il collega polacco, l'ho condiviso, nel senso che ho sentito anche prima che Marco dicevi agli ospiti che mi hanno preceduto la questione di Piazza Goldoni. Io appena si insedierà il nuovo sovrintendente... Spieghiamo un attimo, magari chi ci segue non capisce. Il tema è questo, cioè c'è quel muro, diciamo così, di fronte al McDonald's, così capiscono tutti, che occulta la vista di Piazza Goldoni. Faccio un esempio, nel caso dell'ultima rissa in Piazza Goldoni, se una volante di polizia o dei carabinieri usciva dalla Galleria Sandrinelli, girava a destra verso Corso Saba, della rissa non vedeva assolutamente nulla, pur magari andando lentamente per controllare la zona come si fa di pattuglia. E ricordiamoci che quel muro era previsto di un'altezza di 3 metri allorquando doveva essere realizzato. Fu proprio il sindaco a andare su tutte le furie dicendo un muro di 3 metri non lo alzerò mai, per cui fu limitata la portata in altezza, insomma l'estensione in altezza. Io ritengo che evidentemente non risolveremo i problemi di ordine pubblico abbattendo muri, levando panchine o altro, però certamente creando un arredo urbano che sia un pochettino più apprezzabile e anche utilizzabile piuttosto che un muro, forse miglioreremo quella che è la tutela e anche il piacere di godere di quella piazza. Ci sono degli esercizi storici, un manufatto che effettivamente non piace a nessuno. Quel muro occulta la vista, peraltro tra un filare di alberi e il muro stesso, il passaggio è molto stretto, per cui
purtroppo è facile sia nascondiglio di sostanze stupefacenti, come abbiamo visto, sia anche facile riparo alla vista. Credo che creare delle separazioni, ovviamente, perché quello era l'intendimento, tra il flusso veicolare di traffico e la piazza sia assolutamente apprezzabile. Quell'intervento, per quanto mi riguarda, non è sicuramente di quelli meglio riusciti. Il verde ci sta tutto, ben venga che in realtà in alcuni tratti perlomeno di quel manufatto si possano creare delle visuali o abbassarne in qualche maniera l'altezza, di modo tale che ci sia una separazione dal traffico del Corso Saba o comunque della piazza, ma vi sia anche la possibilità, apprezzata peraltro anche dalle istituzioni che hanno il compito di governare e vigilare, cioè le forze dell'ordine hanno detto sia un aiuto. Io ho avuto alcuni riscontri in questo senso, anche perché i filari di alberi e il muro sono veramente vicini, quindi occludono molto, molto la vista. Certamente è un intervento che propongo e che sarà oggetto di un prossimo confronto, auspico quanto prima, con il soprintendente non appena si insedierà nella nostra città. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Una richiesta, una segnalazione dell'assessore Babuder, che qualche anno fa era già intervenuto all'inaugurazione di un nuovo allacciamento fognario. Mi sente? Sì, benissimo. Di un allacciamento fognario da via Piani a via Bruni. Come no? Mi sembra sia stata spesa una cifra considerevole per essere l'inizio di quel tipo di lavoro, e si sarebbe dovuto andare avanti con i lavori, cosa che si è fermata appunto, e adesso siamo in attesa, e vi dico la verità, anche molto preoccupati, parlando di situazioni e di interventi idrogeologici. Con le piogge che ci sono e che ci saranno, anche la parte alta di via Bruni, quella che comprende per esempio dai numeri 32, 34, 36, 40 fino all'uscita sulla via Bonomea, so che la situazione è particolare per poter intervenire con dei lavori, però ci sono anche delle tubazioni del gas che sono in previsione di essere sostituite da anni ormai. Si sono fermati i lavori, e nel contempo, se si dovesse procedere alla sostituzione di queste tubazioni, si sarebbe potuto fare anche un intervento per quanto riguarda la fognatura, in abbinamento appunto con questo tipo di lavori. La ringrazio e le auguro un buon lavoro. Grazie per la chiamata. Grazie a lei, tengo in considerazione, perché mi ricordo che all'epoca, da consigliere circoscrizionale, se non ricordo male, misi sì l'anima per un intervento piccolo ma molto sentito peraltro da un residente che non c'è più, ma che mi ricordo aveva preso a cuore la situazione di molti altri suoi vicini, e all'epoca si realizzò la condotta Finnoiara con un allacciamento nella parte finale, prima dei gradini che portano verso la strada che poi va giù in strada del Friuli. Ecco. Prenderò i contatti con chi insomma ha la gestione, anche per questo, insomma, congiuntamente ad altre prendo nota. Magari dopo, visto che oggi sono venuto senza il foglio, Marco, approfitto anche del tuo, se sarai così cortese di farmi una fotocopia, prendo l'originale. Degli appunti. Allora, dovremmo teoricamente avere un piccolo collegamento da Udine per la Dunata degli Alpini. Vi ricordo, Tele 4 domani in diretta dalle 7:30, tutta la Dunata, la sfilata, tutta la giornata. Non so se ci riusciremo in tempo per Sveglia Trieste, altrimenti nei nostri telegiornali ci sarà Lucio Zanato con il cappello d'alpino pronto in mezzo alla calca, diciamo così. Se arriva, se no arriverà nei telegiornali. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Sono io in linea? Sì. Sì, buongiorno a voi. Scusate, mi disturbo, solo un'informazione. Siccome innanzitutto sono contenta al dottor Babuder, che è assessore, finalmente dico, si meritava. Poi la Savino, che ha tanti impegni. Se si hanno tanti impegni non si fa mai bene niente, infatti l'ultima elezione non veniva nominata se Berlusconi non parlava per lei per Roma, per i triestini era negativa la cosa. Poi
Siccome il dottor Babuder so che conosce via Catullo, gli chiedo cortesemente, avevano iniziato i lavori del marciapiede in discesa dalla parte destra, all'improvviso bloccati i marciapiedi, non ho fatto più levare, ed è stati i lavori a metà. Nel marciapiede in via Giulia, adiacente ai vigili urbani, 2 anni fa era caduto un albero, non so se si ricorda, penso di sì, e io avevo chiamato appunto l'assessore Salino e parlato non so con chi, non so se gli che lavora pubblico, so con chi, mi avevano telefonato e hanno messo 3-4 transenne bianche e rosse. Tutt'oggi, a questa mattina, non è stato fatto ancora il marciapiede. E sa, le dico una cosa mi fa nervosa? Perché sanno che conosco qualcuno a Trieste, al comune, regione di Trenta, e io mi sono data da fare, mi prendono in giro, ma cosa vuoi che faccia la politica? Allora io dico, signor Babuder, io so come lavora per noi, per Trieste, per cortesia, il marciapiede di via Giulia, se può cortesemente, aveva parlato anche l'ingegner Cortese col suo collega, dato che l'ingegner Cortese era andato in pensione, e so che sarà dato da fare, però è andato a finire niente. Sa, cadono persone, come sono caduta io in via Catullo, e 2 anni che chiedo di fare il rifacimento dei marciapiedi, io sono caduta, mi hanno detto di fare caso al comune, dovrei fare caso a qualcuno che non ha mantenuto le promesse, mi fa una cosa che dicono di nuovo, cosa vuoi che faccia la politica, è sempre la stessa storia, e questo non mi sta bene perché sono triestina. Certo. Grazie signor Babuder, grazie grazie signor, no, ha fatto bene. Giornalista che mi ha ascoltato, e ringrazio e buona giornata a tutti. Scusatemi tanto, buongiorno. Ok, via Marciapiede, via Giulia e via Catullo. Prendo nota di questo, mi permetto di dire solo una cosa, io alcune cose le ho ereditate e le porterò a termine, per cui devo anche l'altro giorno, quando abbiamo inaugurato l'area cani ad esempio di Villa Engelmann, è un qualche cosa che io ho trovato di già fatto e ho dato giustamente merito anche a chi mi ha preceduto. Poi per il resto mi prendo l'impegno di verificare, non dico questa segnalazione, ma le centinaia di segnalazioni che ho visto e ricevuto in questi primi 14 giorni di assessorato. Per quanto riguarda le piantumazioni vorrei anticipare una cosa, ne ho ricevute diverse di segnalazioni perché per quello che riguarda la sostituzione dei pini sul lungomare di Barcola, sapete bene che ce ne sono, se non ricordo male, 7 o 8 che sono stati, si è dovuto provvedere al taglio perché stavano male o sono stati abbattuti, alcuni dal vento, altri per una propria perdita, un altro ancora perché era stato oggetto proprio di un incidente. Verranno tutti rimpiazzati nelle prossime settimane, mi sono informato e interessato proprio a questo affinché entro il mese corrente, se non i primi giorni di giugno compatibilmente, però entro il mese di giugno verranno ripiantumati tutti gli alberi sul lungomare. Vedrò anche questa segnalazione, non so se poi la pianta è stata sostituita lì in via Giulia, ma ho capito bene quello che è la richiesta sulla parte degli interventi marciapiede lì e via Catullo. Non mi risulta allo stato attuale di aver letto nella cronologia di quelli che sono gli interventi in programma questo, ma verificate quelle che sono le condizioni, eventualmente scaleremo una priorità di quello che è la richiesta, insomma, della signora. Certo. Allora, mi dicono che a breve dovrebbe collegarsi Lucio Zanato da Udine per quanto riguarda la Dunata degli Alpini. Ricordo ancora una volta che Tele4 domani sarà in diretta a partire dalle 7:30 del mattino per tutta la giornata, fornendovi tutti gli aggiornamenti in diretta e facendovi vedere la sfilata, ma anche tutto quello che sta attorno. Avvertitemi ovviamente la regia appena siamo pronti. Ricevo in questo messaggio ora che sarebbe pronto il nostro collega, ovviamente adesso lo chiameremo da parte della regia per l'ibridazione, dunque per il collegamento. Tra l'altro sfilata degli Alpini Babuder che in realtà coinvolge tutta la regione perché sono tutti gli alberghi pieni. Mi fate dire due cose sulla sfilata degli Alpini. Sì. Uno, ho avuto la fortuna di avere il nonno che è reduce di Russia degli Alpini. Io ricordo ancora nel 86 la sfilata che ci fu qui a Trieste, e quindi viva i Boccia, viva gli Alpini per la loro riunione. Due, sapendo che spesso segue la vostra trasmissione l'amico Francesco Ferfoglia,
e so che con gli alpini lui si è sempre relazionato, ha portato qui a Trieste anche di recente il coro di Belluno, se non ricordo male, si è sempre dato da fare e speso per la sezione alpini di Trieste anche al teatro, mi ha cercato in questi giorni e purtroppo non nascondo di non essere riuscito a rispondergli e so essere un vostro affettuoso telespettatore, mi sia consentito di salutarlo qui pubblicamente con affetto. Ovviamente la Dunata degli Alpini è un evento eccezionale che porta un beneficio per quanto mi riguarda anche in termini di presentazione oltre che di sentimento di affetto nei confronti di tutti. Già in questi ultimi giorni, da mercoledì, giovedì e anche ieri ovviamente abbiamo visto la nostra città frequentata da molti alpini che la mattina arrivavano orgogliosi della propria penna per passeggiare, per visitare la nostra città, per cui è un'occasione per tutta la regione, nonostante quelli che possono essere i disagi, ma insomma credo che sia un evento di una tale portata in termini numerici, ma anche di affetto, cui va riconosciuta tutta la nostra insomma, vicinanza e devo dire anche la nostra gioia nel cuore. Tra l'altro insomma si tratta di un evento che porta, ha detto il sindaco di Udine Dettoni, 100 milioni di riverberi a livello economico sul territorio, quindi non da poco. Eccolo il nostro Lucio Zanato in collegamento da Udine, cappello d'alpino in testa e via. Vai Lucio! Buongiorno Marco, buongiorno ai telespettatori di Tele4, siamo appena arrivati a Udine per raccontarvi una giornata davvero particolare che è quella che precede la Dunata nazionale, la 94esima. Come vedete siamo all'entrata. Giusto per farvi vedere l'organizzazione che ogni volta c'è all'interno degli alpini, insomma, cioè del gruppo degli alpini, quindi i campi, gli hub, tutto è predisposto, tutto è pronto. Oggi abbiamo una giornata intensa perché ad esempio già alle 9:30 ci doveva essere il lancio degli alpini, però ho visto che con i paragonisti insomma c'è un po' di pioggia, credo che sia stato rimandato, poi ci sono degli incontri, il momento diciamo particolare che viene contraddistinto ogni volta il sabato legato alla Dunata è quella della Santa Messa che verrà officiata alle 17 nel Cattedrale di Santa Maria Annunziata, poi alle 18:30 ci sarà il saluto del sindaco e poi naturalmente delle varie autorità nell'attesa poi della serata che sarà molto intensa devo dire perché come sempre come ogni Dunata ci sono tanti cori alpini predisposti un po' in tutta la città di Udine e non solo, sentite quanta gente ci sta salutando perché qui l'atmosfera alpina è veramente importante. Segnalo altri appuntamenti non scritti tenendo conto che Udine, intanto il nostro Alberto vi fa vedere un'altra delle corriere, sono tantissime le corriere che stanno passando proprio per raccontare, per far vedere la Dunata nazionale degli alpini, tutto organizzatissimo comunque devo dire in maniera eccelsa. Ripeto, ci sono degli altri appuntamenti non scritti ma altrettanto importanti, perché? Perché tantissimi alpini, tantissimi artiglieri hanno svolto qui il loro servizio militare e molti torneranno a vedere le proprie caserme. Tanto è vero che alle 17 c'è un appuntamento per tutti quelli, per tutti gli alpini, anzi gli artiglieri che sono stati al gruppo Conegliano che a Treviso, nella Marca Trevigiana, conta molti, diciamo così, assoldati all'interno di questo gruppo. L'appuntamento alle 17 davanti alla caserma Piave, a ridosso di Piazzale Cella, per ricordare la giovinezza, ma soprattutto quell'anno davvero particolare, mirabolante, per certi versi anche tremendo per chi l'ha vissuto in maniera un po' difficile, che è stato il servizio militare. Con questo io ti restituisco la linea, pronto a riprenderla più tardi. Lucio, ci rivediamo con Tele4. Ci rivediamo al telegiornale. Ci rivediamo al telegiornale delle 13:20. Ci vediamo. Comunque sappi che qui l'atmosfera, nonostante la pioggerella e la previsione che domani ci sia pioggia molto più intensa, è sempre molto calda, molto intensa, perché gli alpini sono così. A te la linea. Grazie Lucio Zanato che al volo si è riuscito a collegare. Appuntamenti nel TG delle 13:20, delle 19:30, aggiornamenti da Udine su questa che è prima di tutto soprattutto una grande festa. Grazie all'assessore comunale all'urbanistica Michele Babuder per essere stato con noi. Grazie a voi, buon fine settimana e buona domenica. Buon proseguimento con i programmi Tele4, domani mattina dalle 7:30 in poi tutta la giornata dedicata alla Dunata degli Alpini.